Ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa nel fantastico, ineguagliabile, ineccepibile giovedì 12 settembre del 2024, 7.33 nel frattempo, radiolibertà.net, il sito fantasmagorico e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Esaurite le enfasi infondate, andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con Harris o Kamala Harris che dir si voglia e Donald Trump. Harris la spunta nel duello televisivo, Trump accusa la rete televisiva ABC. Poi vedremo dopo. È morto Alberto Fujimori, ex presidente del Perù. Taylor Swift, che appoggia Kamala Harris, fa storia agli MTV Awards, è la più premiata in assoluto. Addio a Luca Giurato, giornalista e conduttore televisivo di eccelsa simpatia. Peraltro il Papa a Singapore: non bisogna escludere gli emarginati dal progresso, ha detto Papa Francesco. Regno Unito: da aprile 2025 scatta il visto, si pagano 12 euro anche per i cittadini dell'Unione Europea, introduzione prevista dalle regole post-Brexit. Lollobrigida: le api tornano sul tetto del ministero, fa sapere il ministro delle politiche agricole. Arriva il taglio dei tassi della BCE, addio al vecchio tasso di riferimento. E poi ancora dalla prima pagina home page dell'agenzia ANSA di stamani: in Veneto l'impresa solidale di un ex sindaco da Assisi a Roma per raccogliere fondi. Il cammino sulle tracce di San Francesco, i fondi andranno all'ospedale di Sant'Orso, Vicenza, al reparto di oncologia. Per la cronaca, indagine della polizia: un 28enne arrestato a Milano per istigazione al terrorismo, era stato denunciato anche da Daniele Capezzone, che aveva ricevuto minacce sui suoi account social. Il marocchino in carcere dice: per me morire non è un problema, verrebbe da dire neanche per noi, comunque se muori tu naturalmente. Comunque politica, i fronti caldi, ius schole e detenute madri. Forza Italia si allinea alla maggioranza. Per le opposizioni Forza Italia ha fatto l'ennesimo bluff, cioè figura di palta. Ok al carcere per chi blocca le strade. Vedremo alcuni dettagli della questione del disegno di legge sicurezza in esame alla Camera. Rebus Rai, la partita delle nomine, continua a slittare il momento delle nomine. Rai slitta la seduta delle Camere sul Consiglio di amministrazione. L'intelligenza artificiale entra a scuola, sperimentazione in 4 regioni, come aveva annunciato anche il ministro Valditara. Lasciamo con questo l'agenzia ANSA, vediamo Dagospia, ma non c'è niente di interessante. Quindi la prima pagina di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, apre con le prove di cittadinanza, emendamento delle opposizioni sullo ius schole, eccetera, eccetera. Forza Italia vota no, perché, dicono quelli di Forza Italia, presenteremo un nostro progetto, non delle opposizioni. Non passa dunque il tema ius schole o comunque cittadinanza agli immigrati che frequentano tot anni scolastici in Italia nel disegno di legge sicurezza. A parte la nuova educazione civica, ma sul concetto di patria con la P maiuscola il dibattito rimane aperto. Dibattiamo sul concetto di patria, siamo un paese interessante. La partita statunitense resta aperta, scrive Andrea Lavazza nell'editoriale.
sul quotidiano Avvenire dopo Harris Trump e l'appoggio di Taylor Swift per Kamala Harris. A centro pagina il Corriere, il quotidiano, anzi Avvenire, si occupa di Giorgetti, il ministro dell'economia che promette sgravi solo per le famiglie con figli. Il ministro Giorgetti chiede di inserire nella prossima finanziaria una misura per contrastare la denatalità. In realtà è solo un'ipotesi che si scontra col solito problema, i soldi, le risorse. L'idea sarebbe di rimodulare 5-6 miliardi di detrazioni fiscali per agevolare chi fa figli, chi ha figli, e riducendole o togliendole le agevolazioni a chi non ne ha. La tassa sul celibato, diceva colui. Una revisione che avrebbe come criterio solo il numero di figli e non il reddito disponibile. Celibato e procreazione, non solo celibato. Kamala in sorpasso, Donald contrattacca, scrive ancora Avvenire in prima pagina. Da Avvenire al Corriere della Sera, la foto che cattura l'occhio in prima pagina è quella di Ornella Vanoni, voglio decidere io quando andarmene. Una intervistona di 2 pagine di Aldo Cazzullo. Ornella Vanoni vive in una casa piccola a Milano, ma piena di luce, riposante, nel centro di Milano, non proprio nel centro, ma comunque tra le opere dei suoi amici artisti Melotti Novelli, Enzo Cucchi e Arnaldo Pomodoro. Era molto più bella la casa di prima in Largo Treves, ma ho dovuto venderla perché ero rimasta con 30 euro sul conto corrente. Streller, Pasolini, Gino Paoli, la sua vita, Ornella Vanoni e i suoi 90 anni. Voglio decidere io quando andarmene, il messaggio di prima pagina. Alla Almodovar, sfida TV, Harris meglio di Trump è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. La Democratica incalza l'ex presidente che scivola sull'aborto e sui gatti, facendo incazzare anche i vicentini, come ben sapete ormai. E Taylor Swift dice voto per lei. La candidata chiede il bis, lui attacca la rete ABC, confronto truccato. Sondaggio, per il 63% ha prevalso Kamala Harris. Parla Zingaretti, capo delegazione del PD a Strasburgo, l'europeismo è il bene dell'Italia e Fitto lo dimostri, poi meno tasse per le famiglie che hanno figli, un tetto alle detrazioni fiscali differenziato in base a reddito e numero dei figli a carico. 3 gli obiettivi del ministro Giorgetti, scrive Mario Sensini sul Corriere della Sera. Rafforzare gli incentivi alla natalità, risparmiare sulle attuali 625 agevolazioni fiscali e controllo ferreo della spesa. Unicredit compra il 9% di Commerzbank, Blitz in Germania. In Liguria c'è Bucci, scelto dal centrodestra. Sono malato ma me la sento, dice il sindaco di Genova, candidato alle prossime regionali per il centrodestra. Decisiva la telefonata di Giorgia Meloni. Sul caso Boccia e scontro sull'intervista saltata, giallo sul curriculum della signora e chi se ne frega. E poi sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera il commento di Federico Rampini sugli Stati Uniti e i rimedi di Donald Trump. Cosa deve fare adesso Donald Trump per rimediare a un duello televisivo che secondo gli osservatori, repubblicani inclusi, lo ha visto perdente? Cosa può fare Kamala Harris per consolidare il vantaggio, ammesso che si dimostri sostanziale e durevole? La stessa serata, nello studio ABC di Filadelfia, ha anticipato alcune risposte, suggerito le strategie per gli ultimi 53 giorni. Trump ha avuto 10-15 minuti efficaci a inizio di duello TV. Si parlava di economia e di immigrazione, scrive Federico Rampini sul Corriere della Sera. Sono i 2 temi più importanti per gli elettori. Immigrazione e economia. I terreni dove Trump è considerato credibile, quando ricorda che l'inflazione è scoppiata sotto Biden-Harris. I suoi dazi contro la Cina sono stati copiati dai democratici. Sulla blindatura del confine col Messico ora Kamala Harris promette un trumpismo di sinistra, ma quando fu incaricata del dossier migranti lei rimediò un fiasco e critiche da tutte le parti. Trump ha bisogno di riportare l'attenzione su questo. Deve ricordare che nel 2020 Kamala Harris prometteva il contrario, frontiere aperte, depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, riduzione degli organici di polizia. Insomma, Trump deve incollare Kamala ai suoi 3 anni e mezzo di potere esecutivo, ricordare che le sue promesse attuali poteva già realizzarle dal 2021. Perfino sul terreno delle politiche energetiche, Trump è in posizione di forza. Nel 16 era il negazionista del cambiamento climatico, stracciava gli accordi di Parigi. Oggi è Harris a stracciare la propria promessa di vietare l'estrazione di gas e petrolio con il fracking.
Le sanzioni contro Russia e Iran, il monopolio cinese su batterie e pannelli solari hanno costretto la sinistra ad accantonare gli slogan del Green New Deal in nome della sicurezza nazionale e dell'autosufficienza energetica. Trump può permettersi anche di ricordare: zero guerre durante la mia presidenza, 2 sotto Biden-Harris, per quanto la politica estera sia in secondo piano, osserva Rampini. Sulla carta, insomma, Trump ha una strategia di rimonta, ovvia, su questioni di fondo è più in sintonia lui con l'opinione pubblica. Ma deve smettere di essere Trump. Dovrebbe guarire dal narcisismo per cui si è lanciato a testa bassa come il toro verso il drappo rosso quando Kamala lo ha provocato sulle folle che si diradano per noia durante i suoi comizi. Vero o falso, è caduto nella trappola, ha ceduto alle provocazioni. Una risalita di Trump richiede disciplina, autocontrollo, un pizzico di umiltà per parlare solo delle cose che interessano gli americani, tralasciando l'ego. Per Kamala la via maestra sembra essere more of the same, rincarare la dose. Ha dato il meglio di sé sull'aborto non solo perché la sua posizione è più popolare, ma perché ha calato i principi in concrete tragedie umane, le vittime di incesto, che in certi stati sono state costrette a portare a termine la gravidanza. Ha difeso la riforma sanitaria Obamacare, che Trump tentò di far abrogare, ricordando l'orrore preesistente quando una compagnia assicurativa poteva rifiutarsi di vendere una polizza a un paziente perché malato. Ha evitato programmi troppo precisi, ha promesso assistenza a tutti senza specificare come finanziarla, per coniugare la svolta moderata e centrista con l'appoggio dell'ala sinistra del partito. Si è staccata dal presidente che l'ha scelta e poi la candidata. Non sono Biden, ha detto Kamala Harris. Questa non è più la sfida Trump-Biden. Dovrà continuare questa campagna da vicepresidente in carica che si presenta come il nuovo cambiamento generazionale e politico, quasi un profilo da capa dell'opposizione. È alta acrobazia, conclude Federico Rampini. Con un avversario così poco efficace, a lei converrebbe un secondo dibattito che lui probabilmente rifiuterà. A Kamala basta non scivolare di nuovo nella bolla californiana, la presunzione che le masse obbediscano agli endorsement delle celebrities, si chiamino George Clooney o Taylor Swift. Per il resto sembra avere anche lei un percorso tracciato. Però lei ascolta i consiglieri e segue le istruzioni, scrive Federico Rampini. Dal Corriere passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Quelli che il merito, prima puntata di un'inchiesta sugli amichetti della destra, ministero per ministero, cultura e risorse agricole, i primi 2 ministeri scandagliati dal Fatto Quotidiano per vedere tutti i consulenti, gli amici degli amici, i paraculi messi lì a stipendi favolosi, l'assaggiatrice di olio che fa l'esperta di esteri, il consigliere di danza che è un odontotecnico, politici trombati e ragazze senza titoli. Beh, interessante questa inchiesta, promette di esserlo, del Fatto Quotidiano. Gli amichetti ministero per ministero, in questo caso della destra. Quando c'era la sinistra non cambiava niente, quando c'erano i tecnici nemmeno. I conti di Cinecittà traballano, l'importanza del cognome Maccanico vi dice qualcosa e l'ex amministratore delegato Maccanico Junior diventa capo dell'ex cliente Fremantle. Il CDA dell'ente indaga su di lui, ma chi se ne fotte? Cinecittà è pubblica, lui passa al privato che è l'unico cliente in pratica di Cinecittà o il cliente principale. Bellissimo, straordinario, meraviglioso. Nel frattempo il sindaco Bucci cambia idea e si candida, dietro c'è Scajola, come vedremo in un'intervista anche sul Secolo XIX allo stesso Claudio Scajola, immarcescibile protagonista della politica ligure e non solo. Già ripresi 10 villaggi, l'avanzata russa, gli ucraini chiusi in trappola e poi ancora Pizzini della signora Boccia alla sorella di Arianna Meloni. E infine il produttore Gianluca Curti racconta al Fatto Quotidiano, è la frase sopra la testata, la legge sul tax credit massacra i piccoli produttori di cinema e favorisce solo 2 o 3 big. La prima grana del neoministro Giuli. Nel frattempo il sottosegretario Fazzolari, uomo di stretta osservanza meloniana, recluta tutti per celebrare il biennio Meloni, stampa e propaganda. Tutto in una notte è invece il titolo dell'editoriale firmato da Marco Travaglio. Che notte l'altra notte. Non sarò precisissimo perché dinanzi alla TV alternavo momenti vigili ad altri di sonno e dormiveglia. Non saprei distinguere cos'è accaduto, cosa ho sognato. Ero partito con È sempre carta bianca perché adoro la Berlinguer, ma soprattutto Mauro Corona e i suoi amici al bar, nonna Silvi e suo nipote.
E non potevo perdermi le sensazionali rivelazioni della presunta dottoressa consulente ministeriale influencer e puerpera Boccia, che però purtroppo, salita da Pompei a Roma, studi Mediaset per dare un'intervista, ha scoperto tutt'an tratto di dover dare un'intervista ed è fuggita a gambe levate perché erano previste financo delle domande e lì si è discusso della non intervista, della non tutto. Una nota giornalista progressista chiamava la Boccia imprenditrice, Concita De Gregorio, e ne difendeva la dignità di donna gravemente lesa da Meloni, che la chiama questa persona anziché questa cosa, e da chi osa insinuare che fosse financo l'amante di Jenny. Così riusciva a far sembrare attendibile perfino Sallusti, che ne elencava le panzane sesquipedali. Poi devo essermi addormentato perché la scena successiva era Sallusti che vinceva il premio Pulitzer. Alle 3 di notte, scrive Travaglio, la sveglia mi ha destato di soprassalto per lo storico confronto TV fra il vecchio bullo tutto pittato, Trump, e la più giovane nullità piena di vuoto, Kamala Harris, che si contendono la Casa Bianca. E lui contava balle sui migranti magnagatti, sulle elezioni perse nel 2020, sulla strage degli innocenti prima e dopo i parti. Lei contava balle raffinate sull'inflazione, l'immigrazione e i disastri di Biden, quindi suoi, anche se finge di non conoscerlo, la fuga ignominiosa da Kabul, la Russia che vuole invadere l'Europa, e sparava supercazzole alla Schlein tipo l'economia delle opportunità, la presidente di tutti gli americani, la sanità pubblica quindi privata, Israele che ha diritto di difendersi ma ha ucciso troppi palestinesi, fino a 40.000 va bene ma ora sta esagerando. Poi devo essermi assopito di nuovo, conclude Travaglio, perché mi è parso che quello di destra dicesse la verità sulla questione cruciale del pianeta, e cioè che la nullità, Kamala, e il suo Rimban Biden ci stanno trascinando nella terza guerra mondiale nucleare e la guerra in Ucraina va chiusa subito, mettendosi a un tavolo con Putin e Zelensky. Anzi, con negoziati seri non sarebbe neanche iniziata. E invece quella di sinistra, De Gregorio, giurava non voglio fermare le armi da fuoco e prometteva la forza militare più letale del mondo, anche perché, no, quella è Kamala, ho avuto, ha detto Kamala Harris, l'endorsement di Dick Cheney e di sua figlia Liz, e se ne vanta pure. Ergo, la guerra mondiale nucleare è assicurata. In quel preciso istante, scrive Travaglio, mentre Sallusti scendeva dal palco col Pulitzer sotto il braccio, saliva Trump per il Nobel per la pace. Così il direttore del Fatto. Il giornale, appunto, del testé citato Alessandro Sallusti, il direttore apre con meno tasse a chi ha più figli, la proposta di Giorgetti. In Inghilterra, visto a pagamento anche per gli europei, la beffa agli operai cassi integrati dell'ex Fiat, Stellantis offre la Maserati in sconto agli operai, anche i cassi integrati, l'addio a Luca Giurato, la tenerezza della GAF, e poi 10 domande a Boccia, tutto quello che non torna. A pagina 4-5 le 10 domande del giornale. Matteo Renzi intervistato, Conte ancora non mi perdona, Draghi Premier e cose del genere. Poi un'altra intervista, ma questa la vediamo meglio dopo, a Rosanna Natoli, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, amica di Ignazio La Russa, io sospesa dal CSM senza prove. È una storiaccia di beghe e gabole, sgambetti e pugnalate tra magistrati. Alessandro Sallusti invece nell'editoriale chiarisce qual è il vero obiettivo a suo giudizio di questo caos. Il cerino acceso dalla signora Boccia, che ha seccato il ministro Sangiuliano, sta passando di mano in mano. Quando si inizia a giocare col fuoco qualcuno si scotta. Nella telenovela dell'estate entra anche un personaggio a sorpresa, Bianca Berlinguer, volto nobile di Mediaset, dove conduce il programma È sempre carta bianca, Rete 4. I fatti sono noti. L'altra sera Berlinguer aveva invitato in studio Boccia, sui propri titoli di apertura questa qui ha dato forfait, sul perché della retromarcia tante ipotesi, sintesi. Tutti stanno cercando di usare tutti, provando a non sporcarsi le mani. I giornalisti usano la Boccia per una copia o un punto di ascolto in più nella malcelata speranza di arrivare allo scoop che metta in difficoltà il governo. La Boccia usa i giornalisti, in parte per vanità, in parte per portare a compimento il suo piano destabilizzante. All'interno di questo opaco gioco, Bianca Berlinguer ieri ha fatto con un comunicato il colpo che non le era riuscito in diretta. Nel camerino, ha fatto sapere Berlinguer, Boccia mi ha detto che a fermare la sua nomina a consigliera di San Giuliano è stata Arianna Meloni. Replica della Boccia: non è vero, è la Berlinguer che mi ha fatto il nome di Arianna.
Ci siamo, commenta Alessandro Sallusti. Da uomo, San Giuliano contro donna, Boccia, siamo al donna contro donna. Con buona pace di Concita De Gregorio e la sua difesa della Boccia per presunti inesistenti attacchi sessisti. Mi sono convinto che Boccia abbia raccontato falsità. Ci sta che l'accusa alla Berlinguer di averla indotta a fare il nome di Arianna sia l'ultima della serie. Comunque sia andata, conclude Sallusti, siamo di fronte a un salto di qualità rivelatore di qual è il vero obiettivo della faccenda. Non credo nata per caso e che sicuramente non sta procedendo a caso. L'obiettivo è Giorgia Meloni tramite Arianna. E qui torniamo allo sgub che ha fatto lo stesso Alessandro Sallusti, appunto rivelando che c'era un qualcosa di inchiesta su Arianna qualche settimana fa. Dunque l'obiettivo è Giorgia Meloni tramite la sorella Arianna. Nel nostro piccolo, ricorda Sallusti giusto appunto, lo avevamo scritto a metà agosto e per questo fummo accusati di complottismo. Confermiamo tutto, solo non immaginavamo una trama così estesa e protagonisti, complici o involontari, così sorprendenti. Sempre dal giornale, in prima pagina, colpi bassi, frasi fatte, Kamala Harris resiste a Trump. Vedremo poi il commento di Gian Michele Sin sul confronto televisivo negli Stati Uniti. Il Tempo di Roma apre anche lui con la boccia, chiudi la boccia, e poi di spalla, adesso siete fuori legge. Carcere a chi occupa le case e imbratta i monumenti. La foto dell'europarlamentare Ilaria Salis, l'ultima generazione e tutti gli altri personaggi di quel genere. Le nuove norme sono nel disegno di legge sicurezza. 2 articoli sono stati approvati dalla Camera nel disegno di legge sicurezza. È finita l'era delle occupazioni abusive delle case e dei sit-in che bloccano strade e ferrovie. In prima pagina ancora sul Tempo di Roma, scoperta la proteina che scatena l'Alzheimer, una ricerca dell'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico San Raffaele e dell'Istituto Superiore di Sanità sull'origine delle demenze. Si apre la strada a nuove terapie. Scoperta la proteina che scatena l'Alzheimer. Nelle malattie neurodegenerative la sostanza che ripara il DNA viene degradata e la memoria ne risulta danneggiata. Individuate vie cellulari che possono essere modificate con i farmaci per frenare il deficit cognitivo da Alzheimer. Ancora dalla prima pagina del Tempo di Roma, Bucci per il dopo Toti, niente soldi dai privati, ora Orlando trema, il candidato PD, e poi Iara Gambirasio, la nuova pista dal DNA di Zangare, cioè praticamente l'omicida di Sharon Verzeni. Quei delitti rimasti irrisolti della Bergamasca e i DNA ignoti ritrovati sul corpo di Iara Gambirasio. L'arresto di Moussa Sangare, l'aspirante rapper, reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni, scrive Rita Cavallaro in prima pagina sul Tempo, apre uno spiraglio per Massimo Bossetti, il muratore di Mappello condannato all'ergastolo per il delitto di Iara Gambirasio. La tredicenne, svanita nel nulla a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010, è ritrovata in un campo di Chignolo d'Isola il 26 febbraio 2011. L'ultima strategia di Bossetti: prelevate il DNA al killer di Sharon Verzeni. L'avvocato del muratore, condannato all'ergastolo per l'omicidio, vuole la revisione del processo e punta sui profili genetici che sono ancora ignoti alla luce dei delitti avvenuti nella stessa zona che sono rimasti irrisolti, scrive Il Tempo con Rita Cavallaro in prima pagina. Sempre dalla prima pagina del Tempo, investe il ladro a Viareggio, Salvini parla di un'Italia esasperata ed è bufera anche per il fatto che la signora che ha investito il ladro adesso è ai domiciliari. Con questo lasciamo la prima pagina del Tempo, andiamo a Repubblica. I conti non tornano, la nuova manovra, meno tasse a chi ha figli, ma bisogna trovare 10 miliardi, non 5 o 6, scrive la Repubblica, slitta il piano di bilancio, eccetera. Harris batte Trump, speranza contro rabbia. Non c'è la classe dirigente in Italia, lamenta Stefano Cappellini, e poi una bella magnata col bistrò della carne coltivata. È buona, scrive Francesca Santolini, la carne coltivata è ottima e non ammazzi gli animali. Lasciamo il Tempo, andiamo alla prima Repubblica, chiedo scusa, andiamo alla prima pagina della Stampa. La Stampa apre con il piano del ministro Giorgetti, meno tasse a chi fa figli, ma è caccia ai fondi e slitta la manovra. Imprese, costruttori e artigiani
presentano le richieste al Ministero dell'Economia. Secondo l'Istat, primo semestre 24, cala ancora la natalità. Sono nati appena 178.000 bambini. Massimo Cacciari si rivolge al neo ministro della cultura, Alessandro Giuli: lasci stare l'egemonia, non c'è cultura senza scuola e senza formazione. Speriamo che adesso ci sia il punto di svolta nel dibattito sulle politiche culturali. Sulle nomine, von der Leyen su Fitto non arretra, lo difende. Arianna Meloni avvisò San Giuliano che la Boccia era un personaggio pericoloso, lo disse molto tempo prima che scoppiasse tutto il caos. Secondo la sociologa e compagna Chiara Saraceno, non basta il fisco per favorire le nascite, bisogna anche trombare. Nella giungla birmana, in lotta contro la dittatura, invece è il reportage molto interessante della Stampa di Torino, appunto dalla Birmania, o meglio Myanmar, ex Birmania. Lo vediamo dopo un pochino più in dettaglio. Dilaga la peste suina, i danni sono incalcolabili. Michele Avanza, chi è? È un agricoltore titolare di una cascina a Sant'Anna di Castellazzo Novarese, una fortezza di cemento circondata da un canale in mezzo alle risaie per chilometri alle pendici del Monte Rosa. È preoccupato per la peste suina, l'allevatore di bestiame. Unicredit in Germania, una scossa per l'Unione Europea, scrive il consorte dell'ex ministra Elsa Fornero, il professor Mario De Aglio. E poi ancora dalla prima pagina della Stampa: le classi senza sostegno e 110.000 professori precari, i supplenti, le cattedre assegnate, quelle che restano nel limbo, fino a quando non vi è un quadro definitivo dei bisogni di tutti i disabili. È vero che il dossier sostegno, tra precariato, turnover e specializzazioni, poche, ad ogni vigilia di anno scolastico resta spinoso. È anche vero che ci sono alcune variabili, almeno su una quota parte delle cattedre vacanti, che sono determinanti, scrive Elisa Forte. Classi senza insegnante di sostegno, 110.000 professori precari. E con questo lasciamo la prima pagina della Stampa, andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro. La Boccia diceva di essere incinta di me, un'esclusiva, scrivono François de Tonquedec e Gaspare Gorresio. Spunta una diffida per stalking di un politico. Nel 2018 l'ex compagno della dottoressa Boccia fece arrivare a lei un documento dell'avvocato in cui sosteneva di essere stato perseguitato dopo la fine della relazione con insulti, telefonate e pedinamenti, e poi scrisse: test negativo. Lei attacca Berlinguer che dice: ho chiesto prove delle accuse su Arianna Meloni, e questa qui se n'è andata. Maria Rosaria diceva di essere incinta. Nel 2018 l'ex compagno della donna, protagonista dell'intrigo costato la poltrona a San Giuliano, le fece notificare dal suo avvocato una diffida legale in cui sosteneva di essere stato perseguitato dopo la fine della loro relazione. Anche altre persone parlano di gravidanze inventate dalla signora Boccia. L'influencer avrebbe inseguito l'uomo con la sua macchina a velocità folle. Così scrive il quotidiano La Verità. Con Francesco Borgonovo, invece, che si occupa di Berlinguer, inteso come Bianca, ho chiesto prove delle accuse e Boccia se n'è andata, dice la conduttrice. Voleva dichiarare in studio che la sua nomina fu fermata da Arianna Meloni, ma lei nega, lei la Boccia. Intanto i motivi per odiare o ministro San Giuliano sono milioni, i milioni di fondi al cinema, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina. Il culturame di sinistra accenda un cero alla signora Boccia perché ha salvato i propri quattrini, quelli per la distribuzione dei fondi cinematografici, eccetera. Tagliava i fondi ai film senza pubblico e perciò i cineasti odiavano il ministro San Giuliano. Negli anni sono state sovvenzionate pellicole viste da 29 spettatori o addirittura mai finite in sala. Al Giffoni Film Festival di Gubitosi è andato 1 milione nel 23. Si spiega così l'astio di un certo mondo che campa di sprechi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Gli altri titoli dalla prima pagina della Verità: indottrinano i più piccoli coi soldi nostri e schedano chi si oppone al gender, mentre l'Unione Europea sostiene progetti di propaganda LGBT.
Un report crea tesi ridicole, che in Italia le lobby frenano le leggi progressiste. Allarme sicurezza, caos a Milano, Sala fa fuori il capo dei vigili, Marco Ciacci, e poi parla Rosanna Natoli, dopo la cacciata con Giacomo Amadori, parla la consigliera del CSM. La politica mi ha abbandonato, poca attenzione dal vicepresidente del CSM, quello dato in quota Lega, il vicepresidente leghista del Consiglio Superiore della Magistratura. Denuncia la dottoressa Natoli: dai politici silenzio assordante, poca attenzione dal vicepresidente del CSM. L'avvocato leghista: potrei essere la prima di una lunga serie. Se il Parlamento non riprende le sue prerogative, la riforma della giustizia non si farà. Il mio allontanamento colpa della procura e dello strapotere dei pubblici ministeri, dice la dottoressa Natoli. La classe dirigente da tempo lascia operare i magistrati in campi non di loro competenza. Il mio partito credo mi abbia difeso, ma io ho fatto sempre scelte indipendenti da chi che sia, dice la dottoressa Natoli, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e attaccata, dice lei, dalla sinistra, ma poco difesa anche dal vicepresidente Pinelli. Pensavo che il vicepresidente, da bravo avvocato penalista ma inesperto politico, avrebbe dovuto garantire l'autonomia e l'indipendenza di ogni consigliere con maggior forza. Avrebbe dovuto vagliare gli atti con più attenzione prima di mandarli in procura. Ma ci torniamo su questa storiaccia. Mentre i russi hanno iniziato a riprendersi il Kursk e i media, scrive Stefano Graziosi, hanno già deciso che Trump ha perso il dibattito televisivo. Dalla Verità passiamo a Libero. Apertura dedicata al circo di John Elkann, sconto Maserati ai cassintegrati. Un benefit beffa. Stellantis offre auto da 235.000 € a dipendenti in cassa integrazione a orario ridotto, ma sinistra e sindacati, invece di contestare i padroni, scrive Sandro Iacometti, se la prendono con Palazzo Chigi. Un taglio alto piano del governo, meno tasse a chi fa figli, l'idea di Giorgetti. Tornando alla vicenda Stellantis, il commento del direttore Mario Secchi, il lato comico della tragedia. Con una brillante mossa di marketing, Maserati invia ai dipendenti la lettera per offrire la possibilità di acquistare un'auto scontata. Il modello più economico della Maserati costa 80.000 €. Il Partito Democratico che fa? Chiede al governo di riferire in aula. Bianca Berlinguer scarica boccia, mai visto niente di simile. Daniele Capezzone ricorda di aver denunciato un islamico pronto al martirio. Userò tutta la tua famiglia per fartelo capire. Questo poco amichevole messaggio era indirizzato a me, ma ce n'erano anche molti altri, rivolti a tutti, verso tutti noi occidentali infedeli. Preparate le vostre teste a essere tagliate. Amo la vendetta, morire non è un problema. Esploderò. E diciamo che Capezzone ha denunciato lui per primo e fatto arrestare questo islamico che a Milano inneggiava al martirio. L'inchiesta è partita dall'esposto di Daniele Capezzone, l'emblematico caso del marocchino finito in cella a Milano, radicalizzato dopo anni in cui appariva integrato, era diventato mediatore culturale. Ecco perché, scrive Capezzone, tacere è un errore fatale per l'Occidente. E sempre dalla prima pagina di Libero, svolta in Liguria, Bucci in corsa dopo Toti, e la vera storia dei gattini di Trump, il tormentone dopo il dibattito con Kamala Harris, un'affermazione che ha scatenato le truppe del fact-checking, scrive Dario Mazzocchi su Libero, le considerazioni degli opinionisti e la reazione dei social. A Springfield mangiano i cani, i gatti, gli animali domestici degli abitanti. E questo, ha detto Donald Trump, è ciò che accade nella nostra nazione. Una vergogna, le parole pronunciate da Trump nel confronto televisivo con Kamala Harris. La vera storia dei gattini spariti di Trump, il tormentone dopo la sfida in TV. La popolazione locale cerca i propri animali domestici e denuncia. Finiscono sulla tavola dei profughi di Haiti che si mangiano i cani e i gatti, peggio che se fossero dei vicentini. Detto con simpatia, naturalmente, mentre è un luogo comune, no? Lo sanno tutti che i vicentini mangiano i gatti. Mentre, sempre dalla prima pagina di Libero, Netflix riscrive l'opera di J.K. Rowling, ci tocca anche l'Harry Potter fluido. Addio a Luca Giurato, aveva 84 anni, era il più simpatico, scrive Alessandra Menzani, sempre in prima pagina su Libero.
Da Libero passiamo alla prima pagina di Italia Oggi. Caccia ai tesori offshore è il titolo d'apertura. Il fisco punta ai patrimoni nascosti all'estero grazie a trust, società di comodo o strutture offshore che celano la titolarità effettiva usando i dati della DAC6. Discorso molto tecnico e preciso, lo trovate a pagina 23. Il fisco, insomma, ha la caccia dei patrimoni nascosti all'estero. La questione non è proprio che riguardi il popolo, ma insomma qualcuno sì. Nel frattempo, secondo Alberto Contri, esperto di pubblicità e comunicazione, nella mancata partecipazione di Boccia a carta bianca c'è lo scontro fra Giorgia Meloni e Mediaset. A proposito di giornali, invece, continuano a perdere copie quasi tutti, tranne il Fatto, più 4% a luglio, Avvenire più 2% per tutti gli altri. Segno negativo, Giornale meno 5%, Sole meno 6%, Repubblica meno 6%, Corsera meno 6%, Messaggero meno 10%, Giorno meno 10%, Stampa meno 12%, Libero meno 13%, Verità meno 15%. Ottimo e abbondante. Il calo della vendita delle copie dei giornali, costante, continuo e inarrestabile, partendo da numeri anche molto bassi, tra l'altro. Comunque, diritto e rovescio, la rubrica Il corsivo del direttore Magnaschi, che in audio-video poi sarà con noi e ce lo regala dopo le 8.30. La politica italiana, scrive Magnaschi, è una lotta continua. Se la maggioranza dice A, la minoranza dice B, urlando, stracciandosi le vesti e viceversa. Non c'è confronto. Il dialogo e il confronto sono impossibili. Per fortuna le cose, forse, dico forse, stanno cambiando su un argomento finora rovente, diritto di cittadinanza per i giovani figli di immigrati. Per costoro la sinistra aveva proposto lo ius soli, cittadini italiani coloro che nascono in Italia. Una norma eccessiva, non a caso nessuno dei 27 paesi dell'Unione Europea l'ha adottata. Forza Italia propone lo ius scholae, il diritto di diventare italiani per coloro che hanno fatto 2 cicli di studi. Proposta accolta, dice su Italia Oggi Rado Fonda, Istituto di Ricerca SVG, dall'84% degli elettori PD, 82 5 Stelle, 60% degli italiani in genere, perfino il 45% degli elettori di Fratelli d'Italia è d'accordo. Fra i leghisti i favorevoli sono solo il 20%, scrive il direttore Magnaschi in prima pagina. Prima pagina del Sole 24 Ore, che si apre invece sulla notizia di Unicredit che va alla scalata della Commerzbank, la banca italiana al 9%, comprando metà della quota dal governo tedesco. Una mossa lampo che apre il risico bancario europeo, scrive il quotidiano di Confindustria. Unicredit ha acquistato il 9% di Commerzbank, di cui circa la metà a 13,2 euro per azione attraverso l'Accelerated Book Building lanciato dal governo tedesco, che ha incassato 702 milioni di euro. Con la quota acquisita sul mercato, l'esborso complessivo per Unicredit è di 1,5 miliardi di euro. Unicredit non esclude di salire ancora, la banca tedesca non chiude all'ipotesi. Sindacati in tensione. Il titolo Commerz ha guadagnato ieri il 16,5%, scrive il Sole 24 Ore. In prima pagina, centropagina, più sconti per spese a vantaggio dei figli, tagli ai mini bonus, le ipotesi verso la manovra, sconti crescenti per le spese dei figli, misura allo studio del governo in vista della manovra, per istruzione, mense scolastiche e sport, e caccia alle coperture. E poi il tema pensioni, ai giovani un mix tra assegno e fondi integrativi. È un'altra ipotesi governativa, misure per rafforzare la previdenza complementare da inserire in finanziaria. Agevolare un mix di pensione pubblica e integrativa per irrobustire la copertura pensionistica dei giovani. Sul quotidiano Domani, quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, vi segnalo un pezzo interessante dello scrittore Walter Siti, a pagina 13, sulla diversità positiva e l'ideologia dell'inclusione, un'ideologia che è una moda, le Paralimpiadi, l'eguaglianza generalizzata. Il dubbio: se non esistono svantaggi, ma solo differenze, stiamo costruendo una società veramente giusta? E non è che l'inclusione sia semplicemente un'ideologia di moda? Si domanda Siti. In prima pagina sul Foglio, una lettura incrociata della nuova agenda Draghi e del libro di Elly Schlein, una cosa incredibile fatta dal direttore Cerasa, di una arditezza intellettuale straordinaria e politica.
Grillo che rispolvera il metodo Parmalat, in assemblea parlo io, gli stupidi col complotto in canna secondo Salvatore Merlo, l'unica macchinazione contro il governo è l'autocomplotto del cretinismo di destra. Dal caso San Giuliano a quello dello sparatore Pozzolo, com'è finita poi lo sparatore di Capodanno? Tra un po' arriva un altro Capodanno e non abbiamo saputo chi ha sparato cosa in quel Capodanno là, passando per Gianbruno, l'elegante ex compagno del Premier, Natoli e il treno di Lollobrigida, fatto fermare per il capriccio del cognato. Comunque, i cretini sono tutti a destra, scrive Salvatore Merlo. Le ONG nel tunnel, strano silenzio dei custodi dei diritti umani sugli ostaggi affamati e uccisi da Hamas, scrive Giulio Meotti. Un video girato nel tunnel in cui a fine agosto sono stati assassinati da Hamas 6 ostaggi israeliani. Il video è stato mostrato ai ministri del governo Netanyahu in riunione del gabinetto di sicurezza. Non si vedono i corpi, ma chiazze di sangue, vestiti abbandonati, bottiglie dove urinare, condizioni disumane in cui erano tenuti gli ostaggi. Pochissimo cibo, nessuna igiene. Un tunnel così basso che è impossibile stare in piedi, ma solo sdraiati o seduti. Dei 250 rapiti durante il 7 ottobre, 97 sono ancora a Gaza. Si teme che la metà sia morta. E in tutto questo c'è il silenzio delle ONG che non si occupano affatto dei diritti umani degli ostaggi affamati e uccisi da Hamas, scrive Giulio Meotti. Ancora dalla prima pagina del Foglio di oggi, cosa c'è di interessante? Parlare con Giorgetti, un'intervista a Graziano Del Rio del PD, noi ci siamo, su natalità e sostegno alle famiglie non ci si può dividere e poco altro. Intanto lasciamo a questo punto la prima pagina anche del Foglio, andiamo a dare un'occhiata ai 3 articoli che poi gireranno sul sito di radiolibertà.net. Il primo ce lo fornisce dalla Germania Roberto Giardina. I tedeschi lavorano di meno. Urca miseria, che luogo comune viene a schiantarsi. A Berlino non hanno le idee chiare, scrive Giardina. Mancano operai, artigiani, medici, infermieri, insegnanti. Si cercano invano migranti che sappiano lavorare in fabbrica. Si tenta di convincere i pensionati a tornare in ufficio. Si propone di esentare dalle tasse le ore di straordinario. Allo stesso tempo altri vogliono introdurre la settimana di 4 giorni. Lavorare più a lungo non serve ad aumentare la produttività. Naturalmente senza riduzione di stipendi e salari. Contro i luoghi comuni che vorrebbero i tedeschi grandi lavoratori, già adesso, scrive Giardina, sono tra quelli che per numero di ore all'anno i tedeschi lavorano di meno, hanno le ferie più lunghe, si danno spesso malati, di solito al lunedì. Si può pensar male? Basta mandare una email in ufficio. I controlli avvengono di rado. Quando un dipendente esagera o mette su Facebook foto che lo sorprendono in piscina mentre dovrebbe essere a letto con l'influenza. Joachim Wenning, 59 anni, capo della Munich RE, 43.000 dipendenti, una delle più grandi assicurazioni al mondo, propone: dobbiamo lavorare di più, perché non cancellare un paio di feste? E consiglia di aumentare l'età pensionabile. Gli impiegati dovrebbero lavorare fino a 70 anni e abolire il part-time. Ma i tedeschi non sono d'accordo. Secondo un sondaggio, il 73% sarebbe favorevole alla settimana super corta, 4 giorni con stipendio uguale, e l'8% vorrebbe lavorare meno, perfino con una riduzione di salario. Perché stupirsi? Mi sorprende quel 20%, 1 su 5, che è contrario. Al momento appena il 2% lavora già 4 giorni alla settimana, tra cui 2 miei medici, scrive Giardina, con le loro infermiere e segretarie. Secondo un altro sondaggio, la maggioranza impiegherebbe il tempo libero per svolgere un secondo lavoro, se consentito dall'azienda. La settimana di 4 giorni, ricorda Roberto Giardina, fu introdotta per un certo periodo alla Volkswagen, una trentina di anni fa, quando Volkswagen era in difficoltà. Gli operai accettarono di lavorare 28 ore alla settimana, con riduzione di salario, per salvare il posto a 10.000 colleghi in pericolo. Un sacrificio possibile, perché un operaio guadagnava in media 5.000 euro al lordo. Un esperimento concluso con successo. Forse alla Volkswagen
sarà necessario ricorrere di nuovo a questa soluzione per fronteggiare la nuova crisi. Si dovrebbero chiudere 2 stabilimenti, si garantisce che nessuno verrà licenziato. L'orario ridotto, scrive Giardina, viene autorizzato nelle aziende che rischiano di fallire, ma sempre per un periodo limitato, invece di ricorrere a cassa integrazione. Non si tiene un'impresa sotto la tenda ossigeno per anni, rimandando la fine. Se non va bene, meglio chiudere. Sulla settimana ridotta sono appena usciti 2 libri, 2 saggi di Martin Gaet. L'uno, un lungo sottotitolo che promette più salute, più tempo libero, qualità di vita e fatturato. Una riforma miracolosa e non si comprende come in tutto il mondo si continui a lavorare da lunedì a venerdì. Insomma, Martin Gaet, in 313 pagine di libro, la settimana ridotta con parità di salario come la panacea di tutto il mondo del lavoro. Più prudente l'autore di un altro libro, Guido Zender, che ha scritto un saggio più breve e più costoso. Un sistema miracoloso, ma con punto interrogativo, chance e rischi. Il primo autore, Martin Gaet, è capo di un'agenzia d'arte a Berlino e sostiene che si può lavorare meno a parità di salario, senza aumentare i costi aziendali. Chi è d'accordo non è pigro, ma ama la famiglia, gli hobby, il volontariato. È necessario che gli imprenditori riorganizzino le aziende, adottino strumenti moderni, ricorrano alla mitica intelligenza artificiale. Martin Gaet non si chiede se ciò non sia un pericolo per i posti di lavoro e sostiene di aver parlato con 151 rappresentanti d'azienda, tra cui 75 imprese artigianali, 17 alberghi e ristoranti. Secondo l'autore, nelle aziende in cui si lavora meno si riducono i casi di malattia, la produttività rimane buona e non si hanno problemi a trovare personale. L'altro autore, Guido Zender, intervista Thomas Sattelberger, ex capo del personale della Telecom, che non è contrario per principio, ma teme che la settimana di 4 giorni senza riduzione di salario, un'idea americana, vada studiata caso per caso perché non tutto il mondo è New York. Insomma, in Germania, che a noi ci piaccia o no, i tedeschi lavorano di meno e stanno pensando di lavorare ancora di meno. Chiedono la settimana di 4 giorni a parità di salario. A proposito di lavoro, questa è bella, Ilaria Solaini ce la racconta dalla Lombardia, da Milano. C'è un robot Brianzolo, a proposito di lavorare meno, non lavorare per niente, ci pensa il robot, addetto a compiti difficili, è già impiegato nelle fabbriche del nord della Lombardia. Si chiama RoB con la B maiuscola e 2 E finali. RoB è un robot umanoide cognitivo e ricorda un po' il mitico C1P8, tanto amato dagli appassionati di Star Wars. Anziché emettere suoni buffi, però, RoB è stato costruito e programmato per rispondere perfettamente in italiano e intrattenersi in brevi conversazioni con le persone. Ha le braccia a mani meccaniche, può indicare, contare, afferrare oggetti e replica operativamente la struttura meccanica del corpo umano con 36 giunti mobili. Inoltre, utilizza un set completo di videocamere e di sensori per muoversi in sicurezza in spazi affollati. Riconosce persone e oggetti grazie all'intelligenza artificiale. A creare questa macchina autonoma cognitiva, un robot umanoide vero e proprio, con un ciclo di vita stimato di 8 anni, è stato l'astrofisico Roberto Puglia, che insieme allo statista economico Paolo Denti ha fondato una startup, un'impresa, Oversonic Robotics, nel 2020 a Besana Brianza, Monza e Brianza, attraverso cui ha portato RoB sul mercato con già 140 applicazioni, casi specifici in cui viene utilizzato per inscatolare o spostare grossi oggetti e per controllare che gli oggetti siano integri. Fin dall'inizio, a spingere Puglia e Denti a creare una macchina cognitiva che avesse un'applicazione industriale, a cui se ne aggiungerà un'altra tra poco, con forme ancora più umane, leggermente più piccola e più adatta in contesti medici, è stata una visione sul futuro. In particolare l'idea che già oggi ci siano tanti lavori alienanti e ripetitivi che l'uomo non merita più di fare. È qui che entra in gioco RoB, che è in grado di assistere i lavoratori in questi compiti ripetitivi e anche in mansioni pericolose, migliorando non solo la sicurezza sul lavoro, ma fornendo soluzione alternativa a settori che sono in carenza di personale, per esempio l'ambito infermieristico. E no, i robot umanoidi non faranno diminuire il lavoro, ne è convinto
il chief executive di Oversonic Robotics, Paolo Denti. La macchina, dice Denti, fa i peggiori lavori oggi per le persone. Quindi quei lavori con richiesta di dispositivi di protezione, i lavori potenzialmente pericolosi, i lavori alienanti a zero valore aggiunto. Se poi uniamo questo tipo di lavori al turno notturno o al turno durante il fine settimana, oggi non c'è più nessuno disposto a fare questi lavori e a nulla serve che gli imprenditori colpevolizzino i giovani. Ben venga, si è lasciato sfuggire Denti, che i giovani abbiano capito quali sono i valori importanti della vita. Certo è che andranno rivisti il modo e i processi organizzativi del lavoro. Anche in questo caso la collaborazione e l'autonomia di RoB possono aiutare a ottimizzare alcuni procedimenti. Quando mi sono confrontato con Roberto Puglia, l'altro fondatore, racconta Denti, che già lavorava alla costruzione di una macchina autonoma cognitiva, abbiamo concordato che avrebbe dovuto avere un'autonomia di almeno 8 ore. In passato, infatti, ci sono stati casi di robot umanoidi tecnologicamente avanzati, ma con 90 minuti di attività. E invece il RoB, dopo una ricarica di 90 minuti, è operativo per 8 ore, garantendo all'azienda di coprire 3 turni giornalieri di lavoro. Riguardo invece alla velocità del robot della Oversonic, che effettivamente non si può paragonare allo scattante C1P8 di Star Wars, il Chief Executive Officer Denti ha ricordato che è stato necessario adeguarsi alla normativa per le macchine industriali per mettere sul mercato i primi RoB in tutta sicurezza e con copertura assicurativa specifica. La certificazione CE, ma anche il rispetto della normativa macchine, ci ha permesso di essere un passo avanti. Abbiamo già 9 robot umanoidi operativi, utilizzati da aziende come la friulana Cosma, la veronese Exor International e la SU Eurodrive di Saronno. Altre 20 macchine autonome cognitive sono già state vendute e abbiamo, dice Denti, una lista d'attesa di 30 ordini. Dall'altro lato, proprio questa normativa sulle macchine industriali ci impone limiti di velocità, che sono circa un terzo rispetto alla velocità con cui si muovono le persone negli ambienti di lavoro, ha detto Denti, che progetta e realizza sistemi di cognitive computing, applicandoli al campo della robotica, e impiega un team di 70 persone, 30 fra ingegneri informatici, meccanici ed elettronici, provenienti da diverse parti del mondo. L'azienda è a Besana Brianza, provincia appunto di Monza e Brianza. Oversonic Robotics, che produce il robot Brianzolo addetto a compiti difficili, già impiegato nelle fabbriche del nord. A proposito di trovar lavoro, una roba antica, altro che il robot e il futuro, ed è il terzo articolo di oggi sul Fatto, pagina 6. Se hai un cognome giusto, il lavoro lo trovi. Se hai il cognome, per esempio Maccanico, lo trovi sicuramente. Maccanico Junior, Cinecittà, conti flop, ma incarico top, alla facciazza del merito, del robot e di tutte ste menate qua. Nel giro di soli 3 mesi, il dottore e manager Nicola Maccanico passa dalla guida di Cinecittà SPA, che è roba pubblica, statale, roba nostra, soldi nostri, guida di Cinecittà interrotta con le dimissioni a giugno 2024, dimessosi di qua è stato acchiappato di là, è stato nominato Chief Executive Officer di Fremantle Italia, il colosso privato della produzione televisiva che però in questi anni è stato il principale cliente di Cinecittà, che è una società di proprietà del Ministero dell'Economia, cioè roba nostra, soldi nostri. Fremantle è l'unico cliente con il quale negli ultimi anni la società pubblica Cinecittà ha sottoscritto un accordo per l'utilizzo continuativo dei celebri studios romani, gli studios di Cinecittà. Un salto da una parte all'altra della barricata, cioè guidava la società pubblica che ha come principale cliente la società privata, va a finire la società privata. Un salto annunciato ieri che ha fatto molto rumore a Cinecittà. Il nuovo management ha avviato una due diligence sui conti dell'azienda e sui rapporti commerciali tra Cinecittà e Fremantle. L'istruttoria prende il via dalla nota di credito da 3 milioni di euro per la Fremantle, risalente a fine 2023, a cui sono stati destinati vari sconti per spazi e scene. La nota non è contabilizzata nel bilancio 2023. Così la nuova governance, guidata dall'amministratore delegato Manuela Cacciamani, ha dovuto riaprire il documento finanziario e l'utile di 1,3 milioni probabilmente diventerà una perdita di quasi 1 milione. Prima di rimettere mano ai conti, gli attuali vertici della Cinecittà pubblica, nominati a luglio, vogliono approfondire il rapporto col colosso
britannico Fremantle. L'accordo quadro è stato annunciato nel febbraio 22. Accanto all'affitto continuativo di 6 teatri di posa, l'intesa prevede l'uso di locali accessori, sartoria, attrezzerie e l'utilizzo post-produzione digitale. Fonti Fremantle assicurano che in questi 2 anni e mezzo la società ha versato a Cinecittà 50 milioni di euro, assicurando un fatturato costante e incrementale. Dall'altro lato, fonti di Cinecittà sospettano che l'accordo, che continuerà fino al 2026, non sia stato del tutto redditizio. Il Fatto ieri ha provato a contattare Nicola Maccanico, cioè Nicola Maccanico come manager pubblico fa un accordo che molti sospettano vantaggioso per la Fremantle, socio privato della società pubblica Cinecittà. Dopodiché passa dall'altra parte. Interessante, visto il cognome soprattutto. Il Fatto ieri ha provato a contattare Maccanico, che però non ha potuto rispondere alle domande a Londra per un incontro con la casa madre. Qui si pone anche un tema di compatibilità della nuova nomina. L'articolo 53 decreto legislativo 165/2001 indica che i dipendenti che negli ultimi 3 anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere nei 3 anni successivi attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Cioè tu non potevi fare il manager di Cinecittà, stringere accordi con la Fremantle e poi diventare il nuovo amministratore della medesima Fremantle. Fonti di Fremantle spiegano però al Fatto che la società è cliente e non fornitore di Cinecittà. Eventualmente sarà chiesto un parere all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quando conta il cognome, Maccanico Junior, 52 anni, è figlio dell'ex ministro di Prodi e D'Alema, cioè Antonio Maccanico, è stato manager in Sky Italia, Warner Bros, eccetera. Il papà, Antonio Maccanico, fu ministro negli anni 90 con Prodi e D'Alema, sfiorò Palazzo Chigi nel 96 dopo le dimissioni del governo Dini, ma l'incarico ad Antonio Maccanico non trovò la fiducia alle Camere. Il figlio invece è questo brillantissimo manager. Senza il cognome sarebbe stato brillante ovviamente lo stesso, è estremamente bravo. La politica italiana è una lotta continua. Se la maggioranza dice A, la minoranza dice B, urlando e stracciandosi le vesti, e viceversa ovviamente. Non c'è alcuna possibilità di confronto, né di dialogo. Per fortuna le cose, forse dico per fortuna, stanno cambiando. Per di più su un argomento sinora rovente come il diritto di cittadinanza per i giovani figli di immigrati. Per costoro la sinistra aveva proposto lo ius soli, cioè dovrebbero essere cittadini italiani tutti coloro che sono nati in Italia. Una norma eccessiva, non a caso nessuno dei 27 paesi della UE l'ha adottata. Adesso Forza Italia improvvisamente ha proposto lo ius scholae, cioè il diritto di diventare italiani per tutti coloro che hanno fatto 2 cicli di studi in Italia. La proposta è stata accolta, dice su Italia Oggi Rado Fonda dell'Istituto di Ricerche SVG, è stata accolta, dicevo, dalla 84% degli elettori PD e dall'82% dei 5 Stelle. Anche il 60% degli italiani si dice favorevoli e persino il 45% degli elettori di Fratelli d'Italia è d'accordo. Solo fra i leghisti i favorevoli sono soltanto il 20%. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Senza Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita Un nuovo modo per sostenere la tua radio. radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online. Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ciclone di stampo pienamente autunnale sull'Italia con precipitazioni diffuse, neve sulle Alpi e crollo termico. Nella prima parte della giornata le piogge interesseranno soprattutto il nord-est e la Toscana, risultando anche intense specie sul Friuli Venezia Giulia. Più sole al sud. Nel pomeriggio ulteriore instabilità con altri fenomeni, in particolare al nord-est e sulle regioni tirreniche, crollo termico al centro-nord e venti in rinforzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Sono le 8:31. Ed è giunta l'ora, diciamo così, di farci due risate, ricordando con simpatia il simpaticissimo Luca Giurato. Le gaffe, le figuracce più divertenti le trovate anche su YouTube, e c'è tanta roba e divertiamoci un po', dai, 4 minuti di leggerezza per ricordare simpaticamente la dipartita di Luca Giurato. Ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live e la provincia in cui sono state... È un po' complicato, molta gente il sistema SS non lo capisce. I grandi film che fanno ridere, che fanno tantissimi incassi. A fra poco. Sentite come il Supremo chiama il muro di Berlino. Prima della caduta del muro di Berlino, non so, tutto giusto, tutto legittimo. Giovanissimo Luca Giurato, come vedete dal ciuffo ribelle che dà subito sfoggio delle sue doti innate. Le polemiche sono molto dure tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, i due partiti più forti del... Ma era già un fuoco d'artificio di strafalcioni, una giovane promessa. Lei che ne pensa di questa possibilità? Della tragedia delle torri del 2000 di qualche anno fa, ci sono 4.000 kamikaze. Giurato col campione di tennis Panatta. Dunque Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa. Sono ancora sposato. Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria. Perché non dovevi essere sposato? Ma non lo so, all'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia? Già era in Italia? No, lui non è mio marito. Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è? Il nostro presidente dell'Ente Nazionale Sordomuti, il dottor Virginio Castelnuovo. Senta, in poche parole naturalmente, ci parli di questa collaborazione che mi sembra una collaborazione esemplare e straordinaria. La signora Annunziata Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Stanno qua. Buongiorno, non me ne era accorto. In questa puntata è ospite in studio il presidente dell'Associazione Italiana dei Ciechi, che per lo scoppio di un ordigno in tempo di guerra ha perso, oltre la vista, anche la mano destra. Guardate Giurato come lo saluta. Benvenuto caro presidente, benvenuto. Attenzione a come presenta l'attrice Oara Borselli. Vincenzo Salemme, questa straordinaria creatura. Vincenzo Salemme, questo? Sì. Cosa da voi? Come l'ha chiamata? Vincenzo Salemme, questo? Sì. Ora, per Giurato, Bibi, il nome di Ballandi è diventato... E caro Gigi Ballandi, Gigi. Vabbè, c'è Daniele Cordero di Montezemolo. L'amore per le bestie, per i cavalli, me la devi raccontare Luca. Daniele. Ora, 3 fratelli, Luca, Daniele e Matteo. Marco, proprio lui, mitica sotto il fascismo. Arnaldo, benvenuto Arnoldo. Occhio a come presenta Sandy Martin. Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton. Sono loro, Giorgio. i cani. Giorgio. Il cane si chiama Giorgio? Sì, si chiama Giorgio. No, il cane non si chiama Giorgio. Io mi chiamo Giorgio, lui Lampino. Lui Lampino? Sì. E lei Giorgio? Avevo capito il contrario. 82 anni viene eletto Santo Pertini. Come? 78 anni eletto Santo Pertini. Una delle tue tante passioni, la scultura. Ce ne parli un poco, Nino? Tieni l'idea. Giuliano, scusa. Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite il ministro dell'ambiente e della tutela. Ha fatto schiantare a terra la povera Mara Venier. Sì, appunto noi stiamo seguendo. L'avete visto? Ha tentato il suicidio in diretta, si stava per soffocare col tappino della penna, guardate! Noi stiamo seguendo per... Passiamo al Corriere della Sera, mi scappò Corriere della
sorca, però non era, scusate, non era una sorca piena. Che si può fare per scorreggiare? Allora per trovare la prima Ma non si ricorda una parola e tenta pure un penoso playback. allora per trovare la prima Allora, era simpatico comunque, diciamo la verità, era molto simpatico Luca Giurato, che salutiamo con affetto e ricordiamo con affetto a questo punto. Intanto lasciamo le prime pagine, abbiamo visto anche gli articoli principali di oggi, o perlomeno quelli evidenziati, e torniamo a dare un'occhiata a questo punto a alcuni degli articoli che abbiamo selezionato per la giornata di oggi. Un attimo soltanto che ci arriviamo. Eccoci qui, è giovedì 12 settembre e il quotidiano Avvenire si occupa, questo è il primo piano, pagina 3 di politica interna, dell'educazione civica che parte a scuola di nuovo. Alla prova sull'idea di patria il confronto non è chiuso. Previste 33 ore all'anno di educazione civica in tutte le scuole. La sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito, retto da Giuseppe Valditara, Frassinetti, dice... Giuseppe Valditara, tra l'altro, sarà protagonista della chiacchierata con il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, domani, dalle 9:30 in avanti. Viene riaffermato, dice la sottosegretaria Frassinetti, il primato dell'essere umano, la centralità dei diritti e dei doveri con l'educazione civica. Ma il Consiglio Superiore dell'Istruzione boccia le linee guida per troppa retorica. Oggi lezioni al via in Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, lunedì Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. La Costituzione come stella polare e al centro i concetti di persona e patria. E questa è la cornice della nuova educazione civica, di cui il ministro Valditara ha presentato in questi giorni le linee guida, che sostituiscono quelle in vigore dal 2020. Educazione civica, questa sconosciuta in Italia. Un nuovo approccio sulla storia del Novecento, eccetera. Vedremo. Il confronto sul concetto di patria. Questo promette di essere molto stimolante. Sempre su Avvenire, oltre al robot Brianzolo di cui abbiamo parlato prima, il giro di vite di Scholz. Siamo alla pagina degli esteri sui migranti. Decide la Germania chi può entrare, dice il sovranista socialdemocratico cancelliere tedesco. Saremo un modello per i respingimenti in Europa. Oltre 137.000 persone a rischio allontanamento dalla Germania. Dal 16 settembre controlli per 6 mesi ai confini. Messaggio anche all'Italia. Stop all'accoglienza. 9 anni dopo l'apertura di Angela Merkel agli 800.000 profughi siriani in una botta sola, Berlino cambia tutto. Pesano l'effetto terrorismo e la crescita dei voti per l'estrema destra. Duro scontro ieri al Bundestag con i cristiano-democratici che vogliono cacciare centinaia di migliaia di persone. 3.100.000, scrive Avvenire, sono le persone tra richiedenti asilo, rifugiati, stranieri tollerati in Germania nel 2023. 42% la percentuale di stranieri con lo status di richiedenti asilo in Germania sui 3 milioni e 100.000 presenti a vario titolo tra rifugiati, richiedenti asilo, eccetera, nel 23. 1.100.000 i rifugiati ucraini che vivono nei confini tedeschi con permesso speciale. 10% la percentuale di immigrati in regola con contratti da lavoratori specializzati. 4% la percentuale di immigrati a cui è stata respinta la domanda di asilo in Germania lo scorso anno, così scrive. Riassumendo il tutto, Avvenire. Sempre da Avvenire, poi, a proposito di tedeschi, ce n'è uno in particolare famoso nella storia della filosofia e del pensiero, Friedrich Nietzsche, che era anche musicista. Il pianoforte di Nietzsche e l'ombra della musica, scrive Avvenire. Siamo in pagina di cultura, l'articolo di Simone Paliaga. Suonò e compose per tutta la vita Nietzsche. Ora se ne riscoprono le assonanze tra musica e pensiero in un libro di Friedrich Pajach che ripercorre appunto la vicenda musicale di Friedrich Nietzsche per scoprire le assonanze con la sua vicenda filosofica. Coltivò la passione musicale fino alla fine, sebbene i Wagner lo avessero stroncato, scrive Avvenire. Nietzsche al piano è il titolo del
libro di Frederick Pajak, 72 pagine, euro 16, da domani in libreria per l'Orma Editore. Questo a mo' di curiosità culturale. Per quanto concerne invece il Corriere della Sera, andiamo subito a vedere il primo piano di politica interna dedicato al primo sì alla Camera dei Deputati al disegno di legge sicurezza. Carcere a chi blocca le strade e i binari e fino a 7 anni per Ilaria Salis, per chi occupa le case. Le opposizioni vanno all'attacco sullo Ius Scholae no di Forza Italia al testo di Azione. Forza Italia farà una sua proposta. Nuovo reato dunque per chi occupa abusivamente le case, pene fino a 7 anni, e carcere per i manifestanti che occupano strade o binari. La maggioranza ha centrato un 1-2 che mette fine ai tempi dei reati giustificabili, dice Fratelli d'Italia. Le opposizioni insorgono, norma liberticida, eccetera. Si colpisce la manifestazione del dissenso. A Montecitorio si discutono emendamenti al disegno di legge sicurezza. All'articolo 10 si inserisce un nuovo reato, occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Superfluo, dice il PD, esistono già articoli del codice penale. All'articolo 14 introdotta la stretta a manifestazioni come quelle di ultima generazione, sit-in e blocchi del traffico. Chiunque impedisce libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a 1 mese e la multa fino a 300 euro. La pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Si indigna Laura Boldrini, PD. Questo governo vuol tappare la bocca a chi protesta in modo pacifico, come Putin. Per Sergio Costa, 5 Stelle, prevedere il carcere per chi esprime dissenso va contro la Costituzione. Così il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera poi c'è la vicenda del Consiglio Superiore della Magistratura che sospende la consigliera Natoli per incompatibilità, ma lei dice contro di me fango e maschilismo. Il voto compatto dei togati di tutte le correnti, lei si difende, sono stata attaccata per l'amicizia con Ignazio La Russa. Se ne occupa il mafiologo e esperto di cose giudiziarie del Corriere della Sera Giovanni Bianconi. La componente laica del Consiglio Superiore della Magistratura Rosanna Natoli, Fratelli d'Italia, è stata sospesa dall'organo di autogoverno dei magistrati, cioè dal CSM, medesimo Consiglio Superiore della Magistratura. Il motivo formale è l'indagine a suo carico per violazione di segreto d'ufficio, per aver cioè parlato alla giudice Maria Fascetta Sivillo di ciò che era accaduto nella Camera di Consiglio della sezione disciplinare del CSM che riguardava proprio la dottoressa Sivillo, la quale però ha ricambiato tale cortesia registrando a sua insaputa la dottoressa Natoli e fottendola, mettiamola così. Il motivo sostanziale è che non si può lasciare al suo posto la consigliera Natoli, una che si è incontrata e ha discusso strategie difensive con una magistrata imputata davanti al collegio di cui la stessa Natoli faceva parte. Una convinzione maturata dal vertice del CSM, il capo dello Stato che lo presiede, e il vice Fabio Pinelli, il presidente e il procuratore generale di Cassazione, e condivisa quasi all'unanimità dai componenti cosiddetti togati, cioè magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura, che per oltre 2 mesi hanno atteso le dimissioni della Natoli, incappata in un'auto-intercettazione della giudice medesima Fascetto Sivillo, che registrò il colloquio 3 novembre 23. Le dimissioni non sono arrivate e da qui la sospensione, da decidere a scrutinio segreto e con maggioranza dei 2/3 raggiunta per un voto di scarto. 6 no sono arrivati verosimilmente da candidati appunto che non importa citare. Nel frattempo ha presentato un esposto alla Procura di Roma la dottoressa Natoli, affermando di essersi sentita terrorizzata, violentata psichicamente dai consiglieri, dai magistrati del CSM di sinistra, area e magistratura democratica, la sinistra giudiziaria, che le avrebbero intimato, e qui arriva un'altra cosa grave, insomma, i magistrati di sinistra, componenti togati del CSM, avrebbero intimato alla dottoressa Natoli di non partecipare al plenum del CSM medesimo del 17 luglio, che doveva scegliere il nuovo procuratore di Catania, pena l'annuncio pubblico dell'imbarazzante colloquio registrato emerso il giorno prima. Insomma, l'avrebbero ricattata, diciamo così. Non devi venire a votare il procuratore di Catania. Qualcuno ha notato, era importante scegliere il procuratore di Catania perché la procura di Catania indaga su quella di Caltanissetta, che a sua volta sta indagando su Palermo e sui vertici dell'epoca.
ovvero un altro Natoli Gioacchino che niente ha a che fare con l'Anatoli di cui stiamo parlando, e soprattutto il dottor Pignatone, allora capo della Procura di Palermo. Perché Caltanissetta sta indagando su Palermo? Perché i due, Pignatone e Natoli, sono accusati, tra virgolette, di aver omesso di indagare sul dossier mafia appalti di Falcone e Borsellino, di averlo insabbiato sostanzialmente. Accusa gravissima sulla quale la Procura di Caltanissetta sta indagando. Su Caltanissetta vigila Catania. Catania doveva essere nominato il procuratore il 17 luglio e l'Anatoli non doveva a partecipare alla nomina. È stata ricattata per quello, dice lei. Naturalmente Magistratura Democratica e Area, i compagni magistrati del CSM, negano questa accusa della dottoressa Natoli. E ieri hanno fornito tutt'altra ricostruzione. È la prima volta, nota il Corriere della Sera, che il CSM, l'autogoverno dei giudici, espelle un proprio componente, con una procedura illustrata dal vicepresidente Pinelli, in cui spicca una sottolineatura che va al di là dell'inchiesta già aperta dalla Procura di Roma e dei reati contestati e si focalizza sui comportamenti della dottoressa Natoli. Dopo l'incontro con la magistrata incolpata, Fascetto Sivillo, l'Anatoli ha partecipato come giudice a 6 udienze dei procedimenti a carico della magistrata incolpata, senza dire nulla di quanto avvenuto prima. È il nocciolo della questione, quanto basta per sospenderla, secondo il Corriere della Sera. Intanto, altro tema, pagina di politica, Liguria, il centrodestra sceglie Bucci, uno dei protagonisti, dicono gli alleati del modello Genova. Renzi dice è bravo, ma stavolta non lo sosteniamo. C'è un'intervista di Marco Imarisio a Marco Bucci, già manager dell'industria farmaceutica, 2 volte sindaco di Genova, rieletto nel 22. Il 3 giugno è stato operato per un tumore alla pelle. I primi di settembre ha annunciato di aver completato la chemioterapia, il primo ciclo. Mi ha convinto Giorgia Meloni. Sono malato ma me la sento. Voglio spendere questi anni per la mia regione e non intendo lasciare spazio ai signori del no, dice Bucci. Voglio garantire continuità. La disperazione talvolta fa vincere battaglie politiche date per perse. Comunque il candidato del centrodestra è Bucci, sindaco. Sulla pagina di cronaca del Corriere della Sera naturalmente si va a Viareggio. Volevo la borsa e non ucciderlo. Domiciliari per Cinzia D'Alpino, titolare dello stabilimento balneare Il Milano a Viareggio, che ha investito e ucciso con l'auto un 47enne, Zaid Malkoun, che doveva essere espulso 10 volte dall'Italia con un curriculum penale notevole, che aveva già colpito varie volte a Viareggio. Lei è stata derubata 4 volte di fila, la signora D'Alpino. Comunque, qualche minuto prima l'uomo l'aveva minacciata, pare col coltello, aveva detto così, e le aveva rubato la borsetta. Salita sul suo SUV, la donna ha raggiunto l'uomo, lo ha schiacciato contro la vetrina di un negozio, l'ha investito 3 volte, ha recuperato la borsetta e se n'è andata. È stata individuata grazie alle telecamere. È tornata a casa dopo 2 notti e un giorno in carcere. Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne appunto. Il GIP ha disposto la misura cautelare per omicidio volontario. La donna è incensurata. Il pubblico ministero Sala Polino, procura di Lucca, aveva chiesto la misura cautelare anche per il pericolo di fuga, ma il GIP ritiene che l'unico rischio sia la reiterazione del reato. Potrebbe rifarlo, è spiegato nel provvedimento, che comunque tira fuori dalla cella la donna senza attenuare le sue responsabilità. Il pericolo che possa commettere nuovamente un gesto simile, secondo il giudice, si può superare con gli arresti domiciliari. Per noi non ci sono esigenze cautelari, dice il difensore. Capisco la reazione emotiva che prevede il carcere, però solo a fronte di una pericolosità estrema. L'avvocato spiega che la signora D'Alpino sta soffrendo per quel che è accaduto e ora è inseguita dal rimorso. Non volevo uccidere, volevo solo recuperare la mia borsa che conteneva le chiavi di casa e i documenti. Avevo paura che quell'uomo potesse arrivare alla mia abitazione, ha detto la donna al giudice. Lei era stata a cena con un gruppo di amici, alle 23 è andata da sola al parcheggio dove aveva lasciato la Mercedes. Appena salita in auto, nel buio si palesa l'uomo che tenta di portarle via la pochette dal sedile. Lei prova a resistere e lui la minaccia: attenta perché ho un coltello, così lei si arrende. Mentre lui scappa a piedi, lei si lancia all'inseguimento e poi arriva a investirlo più volte. Volevo fermarlo e riprendere la borsa, ha ripetuto la donna. Perché l'ho colpito più volte? Perché lui all'inizio è rimasto in piedi e quando è caduto si è rialzato. Volevo colpirlo alle gambe. Quando ho avuto la certezza che lui non potesse reagire, si è fermata, è scesa, ha ripreso la borsa.
Perché non ha chiamato la polizia? Non avevo il cellulare. E dopo nessuna spiegazione. L'unico suo pensiero è stato riportare l'ombrello preso in prestito al ristorante. Il soggetto investito, Zaid Malkoun, è stato soccorso dopo mezzanotte, arrivato all'ospedale in arresto cardiaco. Intanto sulla vicenda ha fatto sentire la sua voce il ministro Salvini. La morte di una persona è sempre una tragedia, ha scritto su Facebook. La giustizia farà il proprio corso, ma questo dramma è la conseguenza di un crimine. Se l'uomo che ha perso la vita non fosse stato un delinquente, non sarebbe finita così. L'arcivescovo di Lucca, Giulietti, è intervenuto. Come si fa a passare con la macchina più volte sopra il corpo di una persona? Come pensare che una tranquilla e stimata signora potesse compiere un'azione del genere? Il male vince, ha detto l'arcivescovo di Lucca, quando ci rende cattivi. Chi esulta perché questo episodio sarebbe legittima difesa dimostra che il male vince. Io dico non esultiamo, questa non è giustizia. Con ciò c'è un'altra segnalazione da fare in pagina di cronaca del Corriere della Sera. Siamo ad Ancona, in aula con il burka contro il marito. Lui mi picchia tutti i giorni, non voglio più vivere da schiava, dice la donna arrivata dal Bangladesh. Tra di loro un divisorio nell'aula del Tribunale di Ancona. Lei è al riparo sul palchetto dei testimoni, invisibile agli sguardi. Lui a qualche metro, marito e moglie. Vite opposte, entrambi bengalesi. Lei 29 anni, in un burka nero. Lui 42, pantaloni da lavoro, maglietta estiva, aria spavalda. Lei arrabbiata, rabbuiata, terrorizzata. Quando il giudice le chiede il domicilio, con un filo di voce non lo fornisce perché dice ho paura. L'uomo imputato ascolta indifferente. Quel che è emerso martedì è una storia di disperazione e di coraggio, scrive sul Corriere della Sera Alessandro Fulloni. Antora, la donna in questione, assistita dall'avvocata Cinzia Bruschi, per 7 anni ha vissuto da schiava. Matrimonio da incubo, picchiata, insultata, obbligata a servire 15 connazionali, tutti uomini, tra cui il marito, coi quali divideva un misero appartamento al quartiere del Piano ad Ancona. Poi, chissà come, una mattina, febbraio 22, trova la forza per scappare. Una fuga per la libertà annunciata via WhatsApp a compagno, familiari, conoscenti. Quando lei se ne va, lui, tutelato dall'avvocato Enrico Alessandrini, corre dai carabinieri a denunciarne la scomparsa. Un maresciallo si insospettisce, forse è il fare concitato dell'uomo. Gli investigatori rintracciano un'amica della donna, sembra che attorno a quella sparizione ci sia omertà. Anche lei ha paura, ma qualcosa dice. Antora è fuggita e non torna perché teme di essere uccisa. È andata a Bologna, sperava che dei conoscenti le dessero appoggio, ma anche questi non vogliono aver nulla a che fare col marito violento e le sbattono la porta in faccia. Ad aiutarla un bengalese di Carrara. Anche lui per un certo periodo è stato in quella casa, al Piano, ad Ancona. Anche lui aveva visto l'inferno che opprimeva Antora e quella volta che cercò di difenderla dall'ennesima vessazione fu cacciato. Il resto viene dalla denuncia e dall'udienza. Il marito la picchiava ogni giorno, le impediva di uscire. Dopo le nozze in Bangladesh la donna scopre che lui era già sposato. Forse anche per scacciare il disonore accetta di seguirlo in Italia, 2015. Si iscrive a scuola, lui la ostacola e inizia a picchiarla. Finisce all'ospedale diverse volte. In un caso, dopo essere stata costretta ad ingerire un presunto mix di farmaci anticoncezionali. Perde un bimbo, in quell'appartamento diventa la donna delle pulizie, incombenze per cui qualcuno la paga, ma il marito le strappa regolarmente i soldi. Quando il giudice le chiede perché abbia denunciato il marito, Antora risponde con un filo di voce: venendo qui in Italia speravo di avere una speranza, una famiglia con quell'uomo. Ce l'ho ancora, ma ora è una cosa molto diversa. Le nozze da incubo. In aula con il burka contro il marito, mentre sempre dal Corriere della Sera in pagina di cronaca, attenzione, ci sono in giro influenze già pericolose, stagione influenzale molto intensa, si intrecciano 3 virus, vaccini a bambini e anziani, predice il virologo Pregliasco, quello al quale sibilano intorno un po' di pietre in alcune occasioni pubbliche, infezioni non più legate soltanto al freddo, dice il virologo. La prevenzione, la campagna al via dai primi di ottobre è importante anche per le donne incinte, scrive il Corriere della Sera. Ci sono poi 2 paginate dense di chiacchierata di Aldo Cazzullo, dalla prima pagina a pagina 22-23, con Ornella Vanoni. Difendevo Pasolini perché innamorata, voglio decidere io quando andarmene, quando farla finita con la vita. Mina, mia amica, direi che siamo state conoscenti ottime, abbiamo anche cantato insieme. Lei mi diceva:
cara, ti vedo un po' sciupata oggi, cioè era un po' una stronza, Mina, secondo Ornella Vanoni. Ho avuto tanti uomini, ma ne ho amati 4. Quando Paoli, Gino, si sparò, andai da lui di notte. Il primo amore con Strehler finì per i suoi vizi. Se uno dei due tira cocaina, non puoi rimproverarlo ogni volta, o ti metti in pari, oppure ci si deve lasciare. Martini e Bowie. E l'unico che col suo carisma sia riuscito a mettermi in imbarazzo fu il Cardinal Martini, altro che David Bowie. Milano, chiedo che mi venga dedicata una aiuola in centro, ma adesso sono ancora viva, me ne prenderei cura in prima persona. Così il Corriere riassume la lunghissima, stralunga chiacchierata irriassumibile adesso. Mentre dal Corriere della Sera un'altra storia, siamo in dorso bergamasco, l'alluvione, qui è tutto da buttare, sacchi di sabbia, paratie, per la nuova allerta meteo nella Bergamasca. Mi fa specie, dice un cittadino, che il comune ci dica che è a carico nostro la rimozione del fango dalle fogne. Il fango non è nostro, ma del Morla. Vanghe stivali, gli angeli nerazzurri del fango. La pressione del Morla ha allagato tutto, racconta Antonio Carrara, amministratore Agri Assistance. Si sono salvati i trattori perché erano ancora in fiera. La sindaca Elena Carnevali, una sindaca della zona, siamo consapevoli dei disagi che hanno sostenuto le famiglie, sono stati giorni particolarmente duri e terribili. È la quarta volta che accade, i residenti diffidano la società TEB. La società TEB è la Tramvie Elettriche Bergamasche, società per azioni controllata dalla provincia, dalla Camera di Commercio di Bergamo, che progetta, costruisce e fa l'esercizio delle linee tranviarie nel territorio bergamasco, giusto appunto. Ponte Ranica, una lettera del legale, in via Bergametti si valuta se fare causa, perché prima della TEB non c'erano stati problemi. Capisco che con un cantiere di tali dimensioni qualche aspetto sfugga, ma non è possibile che i fatti si ripetano, dice Beppe Savoldi, tra i calciatori più prolifici della Serie A, che indica sconsolato i lavori in corso a Ponte Ranica all'altezza di via Matteotti. Anche ieri si è lavorato per togliere fango e materiale danneggiato da case, negozi, box e cantine, ripuliti dai detriti i ponti del Morla e del Tremana, interventi di bonifica in alcune scuole, scrive il Corriere nel dorso bergamasco. Nel dorso milanese invece c'è un articolo sui giovani che hanno la salute mentale molto debole in quel di Milano e dintorni. 1 su 3 è ansioso o depresso. È una ricerca dell'Università Yulm. L'indice del benessere sotto i 25 anni per la prima volta va sotto la soglia di guardia. 1/3 dei giovani milanesi è in stato di malessere psicologico. È la prima volta che accade. Ansia, depressione, difficoltà socio-relazionali in crescita dopo la pandemia e il rifugio nei social, ora evidenti anche nei dati. Una discesa sotto la soglia di guardia che allarma gli esperti e richiama anche i casi di cronaca, la strage familiare di Paderno Dugnano. Lo scenario che abbiamo davanti, dice Enzo Grossi, direttore scientifico Centro Multiservizi Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Villa Santa Maria nel Comasco, è quello di giovani stressati, soprattutto se femmine. Incidono in negativo la vita in città e il non essere laureati. Dalla Lombardia al Piemonte, il presidente del Piemonte Cirio, questo lo racconta il dorso torinese del Corriere della Sera, si occupa del futuro dell'auto che è cinese. L'interlocutore cinese c'è, sono già partiti i sopralluoghi, dice il presidente Cirio. Pensiamo anche a chi lavora e non arriva a fine mese, gli fa eco la FIOM con Airaudo. Tra tanti errori di comunicazione ci sono anche segnali positivi, non vedo solo ombre, dice su Stellantis Cirio, dalla Fiat 500 ibrida che arriverà nel 26 fino ai cambi ibridi. Il dialogo con l'azienda, che resta propositivo ma non esclusivo, come per Silicon Box, che arriverà a Novara portando 1.600 posti di lavoro. Cercheremo di portare produttori cinesi. L'interlocutore cinese c'è, dice il presidente Cirio, sono già partiti i sopralluoghi. Errori di comunicazione, dalla vendita di Agap su immobiliare.it, la fabbrica Giovanni Agnelli di Grugliasco, alla lettera inviata in questi giorni agli operai in cassa integrazione per proporre loro l'acquisto della Maserati a condizioni speciali. Ma ci sono anche dei segnali positivi nella galassia Fiat, dice il presidente Alberto Cirio, il presidente del Piemonte.
Radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Sono le 9:00. Sul dorso bolognese del Corriere della Sera invece c'è una storia di compravendita di diplomi di maturità a fior di soldi, centinaia di migliaia di euro di giro, sequestrato il Da Vinci School, 3.000 euro per la maturità, carte false, promozioni sicure, 7 indagati per i diplomi comprati, corrompendo 2 scuole paritarie di fuori regione. A Fermo e a Portici, l'Istituto Leonardo da Vinci School di Bologna avrebbe aumentato la propria popolarità tra i giovani e quindi incrementato i ricavi del 600% in 5 anni. Indaga il pubblico ministero Stefano D'Ambruoso. Qualcuno lo ricorderà, fu PM antiterrorismo e poi si diede alla politica con poco successo. Una prof denuncia, studenti senza libri e computer, si pagava in contanti. Un bel giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. Invece sulla Gazzetta di Modena di nuovo c'è il tema della sicurezza in centro città, dopo che un titolare di 2 money transfer è stato accoltellato e derubato di 40.000 euro poco prima delle 8 di sera in pieno centro. È paura tra i commercianti del centro di Modena. Qui di notte è terra di nessuno. In verità l'aggressione a Qayyum Dewan è avvenuta prima della notte, comunque accoltellamento lunedì sera e preoccupazione tra gli esercenti di via Farini, piazza Roma e le zone limitrofe a via Fonteraso, dove Md Qayyum Dewan è stato accoltellato e derubato di 40.000 euro davanti a moglie e figlia lunedì sera. L'episodio ha turbato gli esercenti. Qui a pranzo tutto normale, turisti, foto. Poi la sera meno passaggio, terra di nessuno, dice Mauro Rossi, presidente provinciale Confesercenti, titolare dell'osteria di Modena Rossi in piazza Roma. Vigili e poliziotti non li vediamo mai. Siamo tutti preoccupati. L'uomo accoltellato l'avranno tenuto d'occhio per diversi giorni prima di agire. Poteva succedere anche a noi. Non siamo tranquilli, nessuno va via da solo a fine sera, i camerieri ci aspettano, ci accompagniamo a vicenda alle macchine. Prima della pandemia non era così, c'era un presidio costante. Lasciamo la Gazzetta di Modena e andiamo a farci un giro tra i ministeri. Questo è un dossier interessante, promette di essere tale, se fatto bene, quello di Salvatore Cannavò e Ilaria Proietti. Oggi la prima puntata del viaggio nelle consulenze di governo. Voi non avete idea di quanta gente magna in quel di Roma e ai ministeri, che qui in Padania neanche ce lo sogniamo. Peraltro in tutti i luoghi pubblici c'è gente che magna. Non è un luogo comune, può far bacco. Ministeri, giuri in giuretta, l'amichettismo della destra è il titolo dell'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il merito Meloni. Nelle corti allestite da San Giuliano e Lollobrigida ci sono anche politici trombati, ragazze di belle speranze, le bocce del futuro e docenti vicini al governo. Da Lollobrigida il numero dei collaboratori del Ministero delle Politiche Agricole era 75 quando è arrivato il cognato, adesso siamo a 105. 30.000 euro è l'importo più frequente dei compensi per le nomine decise centralmente dai ministri. Anche la star del Ministero della Cultura, il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, percepisce 30.000, Mogol invece a titolo gratuito. 30.000 euro il costo annuo di Karen Lynn Walls, l'insegnante di inglese del ministro Lollobrigida, il quale può contare su ben 27 consulenti di stretta collaborazione. L'Italia è una nazione nella quale vige l'amichettismo, parole di Giorgia Meloni, Rete 4, gennaio del 24. Ma quel tempo è finito il tempo in cui per arrivare da qualche parte dovevi avere la tessera del partito, diceva Giorgia Meloni. E invece, obiettano Salvatore Cannavò e Ilaria Proietti sul Fatto di oggi, la pratica amicale, comprese le tessere del partito, è appena cominciata. Iniziamo un viaggio in queste consulenze con 2 ministeri pilota, la cultura, appena lasciato da Gennaro San Giuliano, l'agricoltura di Francesco Lollobrigida.
Bastioni di Fratelli d'Italia, tirati in ballo dalla signora Boccia, dottoressa e imprenditrice, occupati all'insegna del merito. Vi si trovano dentro politici trombati, belle ragazze con curriculum esili, staff che somigliano a un esercito. Si vedono i 105 del ministro Lollobrigida. Non siamo ai nani e ballerine di epoca craxiana, forse siamo a qualcosa di più. Ma non ci occuperemo solo della destra, annuncia il Fatto Quotidiano. Andremo a riguardare anche i vecchi ministeri di centrosinistra, perché questa pratica di piazzare gli amici è tipica di tutti i partiti e forse è proprio la pratica della nomina arbitraria che andrebbe abolita o limitata. Nel Ministero della Cultura ci sono consulenti per qualsiasi cosa, quelli di più diretta collaborazione, capo gabinetto, capo segreteria, segretario particolare, capo ufficio stampa, sono 9, spesso provenienti da pubblica amministrazione. Le consulenze decise dal ministro sono 18, di cui 9 gratis. Si ha cura di tenere buoni rapporti con le aree interne e montane. Scatta una consulenza, 20.000 euro, per Aida Romagnuolo, già consigliera di Fratelli d'Italia in Molise e prima dei non eletti alle politiche. Forte di anni di lungo rapporto di amicizia con San Giuliano. Stefano Bruno Galli, ex politico da ricollocare. Laureato in scienze politiche, consigliere regionale lombardo per la lista leghista Maroni presidente, assessore della Lombardia con 40.000 euro di compenso e consulente ai rapporti con gli enti territoriali e locali del Ministero della Cultura. L'ormai celebre Beatrice Venezzi, consulente per la musica, e poi Mogol, nominato consulente per la musica popolare, sono consulenti da 30.000 euro la prima, gratis il secondo. Non si è capito quale impulso abbiano dato alla musica, mentre Salvatore Sica, campano di Salerno, avvocato, percepisce 30.000 per approfondire sotto il profilo giuridico la disciplina del diritto d'autore. Tra il personale già pagato dal Ministero, 476 milioni all'anno, sembra che non ci sia nessuno con tali competenze. Poi abbiamo Nuccio Guerino Bovalino, sociologo dell'Università di Reggio Calabria, consigliere per l'innovazione, 40.000 euro all'anno. Il curriculum è impeccabile. Di lui si nota l'ospitata all'ultima Atreio di Fratelli d'Italia, in cui si spendeva contro lo strapotere dell'algoritmo e pubblicizzava il libro scritto con Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica di San Giuliano, anche lui ad Atreio. Dopodiché abbiamo Antonio Cilento, consigliere per il diritto civile del Ministero della Cultura, insegna all'Università Telematica San Raffaele di Roma, percepisce 40.000 euro. È il Tarzan delle consulenze, scrive il Fatto. Comincia nel 2008 alle politiche europee con il Finiano Ronchi, poi al cerimoniale del Ministero Politiche Agricole con Mario Monti. Vice ministro della giustizia del governo Renzi, Enrico Costa si avvale di lui nel 2014 e poi con San Giuliano. Fabio Longo, consigliere per la comunicazione digitale, nasce a Messina, insegna scienze dell'informazione, 30.000 euro per lui dal Ministero della Cultura per le competenze istituzionali maturate come consulente del presidente dell'Assemblea siciliana Miccichè. Laura Valente, consigliera nuovi progetti museali, anche per lei 40.000 euro all'anno, era già stata chiamata dall'ex ministro del PD Franceschini. Chiara Antonia D'Alessandro, con lei torniamo in Campania. La Campania ne fornisce tanti di consulenti ministeriali. Lei è consigliera patrimonio culturale e immateriale per appena 20.000 euro all'anno. Claudio Mattia Serafin, professore a contratto in diritto e cultura contemporanea alla LUIS, si occupa di deontologia culturale, ma gratis. Daniel Berger, consigliere recupero, restituzione beni culturali, laurea in storia dell'arte, è stato consulente di Melandri, Rutelli, Bondi, Veltroni, Buttiglione, Franceschini, è rimasto consulente anche adesso. Poi abbiamo Giovanni Lepre, anch'egli di Napoli, dottore commercialista, giornalista, opinionista del TG2, Luciano Schifone, avvocato e consigliere sulle questioni del Mezzogiorno, Michele De Lucia, Emma Giammattei, Bianca Bellucci, Mvula Alessandro Sungani, cioè una lista infinita, mica tanto infinita perché poi sono 100, sono quanti? Una trentina quelli di cui si occupa il Fatto di oggi, ma 105 sono i consulenti e gli esperti del ministro Lollobrigida, tra i quali Karen Lynn Walls e gli altri. Insomma, alle pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano trovate tutti gli amichetti della destra, ma ci saranno anche quelli della sinistra, perché
la questione riguarda praticamente tutti. Bucci ci ripensa, titola Il Fatto, e si candida, l'ha deciso Scajola, l'antitoti. Il sindaco di Genova sfiderà Orlando alle regionali. Che sia uomo di Scajola, lo dice Scajola anche in un'intervista al quotidiano genovese Il Secolo XIX. Intanto, in Puglia, il presidente Emiliano, l'appalto dato ai fratelli, io all'oscuro di tutto faremo chiarezza. Un appalto da 41.000 euro, un mini appalto, scrive il Fatto Quotidiano, assegnato alla società dei fratelli del presidente pugliese Michele Emiliano. Così il punto ristoro della biblioteca del Consiglio regionale della Puglia è diventato motivo di imbarazzo per il presidente della regione, Michele Emiliano. La vicenda è raccontata dal Corriere del Mezzogiorno e pare aver irritato il governatore che, dicono dal suo entourage, era completamente all'oscuro. Cos'è successo? Il 28 agosto il Consiglio regionale pugliese ha liquidato alla Emiliano SRL, di fratello e sorella del presidente, 41.000 euro per la fornitura di tavolini, divani, sedie, elettrodomestici, frigorifero, microonde. La società, che Michele Emiliano non gestisce, ha ottenuto l'affidamento grazie a procedura negoziata. È stata selezionata in procedura dirigenziale condotta con le società presenti nel portale elettronico. Il soggetto, la Emiliano SRL, ha elaborato un'offerta pari a un ribasso dell'1% da applicare all'importo totale, eccetera. Gli arredi selezionati dalla ditta dei fratelli del presidente Emiliano sono stati collocati nel mese di luglio. L'entourage di Emiliano assicura che il governatore era completamente all'oscuro della vicenda, scrive il Fatto. Il Fatto poi si occupa, con Gianni Barbacetto, di uno storico settimanale del giornalismo italiano, ovvero dell'Espresso, l'Espresso di Scalfari, Caracciolo, che è finito male, scioperi, addii, così si sta uccidendo un settimanale. A maggio l'editore, a Maturo, ha nominato direttore Emilio Carelli, ex Mediaset, parlamentare 5 Stelle, che ricopriva il ruolo di amministratore delegato. Con la sua gestione sono arrivati gli scontri e lo sciopero della redazione, ma lui ha fatto uscire lo stesso il settimanale. In edicola un disastro, la girandola di proprietari che porta all'attuale proprietario del settimanale Espresso, a Maturo, petroliere che ha piazzato al comando l'ex uomo Mediaset 5 Stelle, cioè il giornalista Emilio Carelli. La nuova linea è non disturbare il manovratore. Un mesto crepuscolo, scrive Gianni Barbacetto, per quello che è stato il più grande settimanale italiano, un pezzo di storia del giornalismo e anche una macchina da storia del costume, uno specchio della politica. Alle trasformazioni del mercato e della comunicazione si aggiunge una gestione da brividi. L'Espresso è stato il settimanale che ha raccontato la strage di Piazza Fontana, il golpe borghese, lo scandalo Sifar, il presidente Leone, le parabole di morte di Sindona e Calvi, le battaglie per il divorzio e l'aborto, l'ascesa di Berlusconi, i Panama Papers. Ha avuto come direttori Arrigo Benedetti, Eugenio Scalfari, Livio Zanetti, Claudio Rinaldi, Giulio Anselmi, Giovanni Valentini, padroni come Carlo Caracciolo, firme come quelle di Camilla Cederna, Umberto Eco, Arbasino, Bocca, tantissimi altri. Non bastano i cambiamenti tecnologici e di mercato per spiegare la fine del coraggio di raccontare il paese sfidando i poteri. Adesso la linea è non disturbare il manovratore, che è una linea che vale praticamente per tutti. Nel frattempo vi segnalo una paginata intera, pagina 11 del giornale, curata dal cronista giudiziario Luca Fazzo sulla vicenda di cui abbiamo parlato prima, il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha sospeso l'avvocato Natoli, Rosanna Natoli, 56 anni, che è in quota Fratelli d'Italia. Lei resiste e dice non lascio. Il plenum toglie carica e stipendio alla consigliera in quota Fratelli d'Italia, che però impugna il provvedimento. Da oggi al CSM c'è una sedia vuota. Resterà vuota per mesi o anni, mutando gli equilibri e le maggioranze da cui dipende in buona parte la giustizia italiana, a partire dalla nomina dei grandi capi degli uffici giudiziari. La poltrona vuota è quella di Rosanna Natoli, consigliera nominata dal Parlamento in quota a Ignazio La Russa, di cui con una maggioranza schiacciante il plenum ha votato ieri la sospensione a tempo indeterminato dalla carica e dallo stipendio. C'è l'intervista di
Stefano Zurlo alla dottoressa Natoli. Accuse senza prova, audio manipolati, l'unico obiettivo farmi fuori. Contro di me un processo sommario è la rappresentazione dello strapotere delle procure, dice Rosanna Natoli, avvocato 56 anni, che incontrò la giudice sotto procedimento penale disciplinare Maria Pascetta Sivillo, alla quale la Natoli diede dei suggerimenti su come cavarsi dai guai. Quella per tutta risposta alla registrata e la sputtanata. Bellissimo, straordinario. Me lo aspettavo, dice Natoli, visto che nessuno finora ha voluto ascoltare le mie ragioni. Non ho violato alcun segreto. E poi quale? La Procura di Roma non lo dice. Non ho mai dato consigli alla giudice incriminata, Fascetto Sivillo. Le trascrizioni depositate sono incomplete. Se mi avessero fatto votare il nuovo procuratore di Catania, ora sarebbe un altro, Puleio. La mia assenza è stata decisiva per la nomina del procuratore di Catania che, ripetiamo, è la procura che vigila su Caltanissetta, la quale sta indagando sulle gravi accuse fatte alla procura di Palermo di Pignatone e Natoli, un altro Natoli, di avere insabbiato il dossier mafia appalti su cui lavoravano Falcone e Borsellino e per il quale, secondo molti, sono stati fatti fuori. Accuse gravissime contro Pignatone e il suo sostituto Natoli. Indaga Caltanissetta, vigila Catania. E la nomina del procuratore di Catania è stata fatta senza la dottoressa Natoli. E la mia assenza è stata decisiva, dice la stessa Natoli. Lo dicono i numeri, 12 Puleio, 13 Curcio. Se fossi entrata avrei votato per Puleio e oggi sarebbe il procuratore di Catania, perché a parità di voti passa il più anziano in carriera. Avevo molto desiderato di votare il procuratore, tra l'altro della mia città, ma per come ho già spiegato nella mia istanza di annullamento revoca, non l'ho potuto fare. La sospensione pare che sia stata caldeggiata, la sospensione della Natoli, anche da Mattarella, il capo del CSM. Ora c'è la Procura di Roma che indaga. Dopo la decisione di convocarmi senza attendere 3 giorni per l'interrogatorio, fino ad oggi non sono stata ancora richiamata. Evidentemente, dice Natoli, le uniche ragioni d'urgenza erano quelle di consentire al CSM la mia sospensione. È incazzata nera la dottoressa Anatoli, staremo a vedere. Secondo Gianni Calessini, invece, sul Giornale, e andiamo alla pagina degli esteri, il duello Trump-Harris, la Harris vince ai punti, ma manca il colpo del KO. E sugli immigrati annaspa la vice di Biden, punzecchia Trump sui processi, recita un copione senza passione, conquista la mente degli elettori, ma non il cuore. Io offro una nuova generazione di leadership, ha detto Kamala Harris. Lui è amico di dittatori come Putin e Kim Jong-un, che fanno il tifo per lui perché lo possono manipolare. I leader stranieri ti ridono dietro, ha detto Harris a Trump. Con te Putin sarebbe seduto a Kiev con gli occhi sull'Europa. Lasciamo Trump e Harris, andiamo un attimo in Germania. Migranti, Scholz dice basta ingressi selvaggi. A proposito di migranti, vi segnalo su Il Giornale, pagina 16, il reportage di Francesco Giubilei da Tirana, in Albania. Siamo pronti a partire con l'hotspot di Tirana, che dovrà vagliare le richieste di asilo in Italia di immigrati a Schengen, terminati i lavori del primo polo. Bloccherà i clandestini diretti in Italia. Un viaggio nel centro di accoglienza vicino al ristorante Meloni, è chiamato così. Già attive le telecamere attorno alla recinzione e al prefabbricato. Un'intesa siglata dal governo italiano e da quello albanese prevede centri da 3.000 posti in 5 anni, scrive Francesco Giubilei sul Giornale di oggi. Sul Giorno, invece, quotidiano nazionale, Giorno Nazione, il Resto del Carlino, c'è un articolo di Stefano Brogioni sulla questione del mostro di Firenze, è svolta sull'ultimo delitto dallo studio delle larve. Il processo è da rifare. Ricostruita la scena dell'omicidio della coppia francese nel 1985 a Scopeti, un test di entomologia smentisce la versione data dal compagno di merende Lotti. Gli scienziati dicono sono stati uccisi almeno un giorno prima. Decisiva la prova delle larve, della fauna cadaverica sulla donna. Insomma, nemmeno la vicenda del mostro di Firenze ha avuto soluzione. Stando alle sentenze, la morte dei giovani si è verificata poche ore prima del loro ritrovamento da parte di un fungaiolo. Dice l'avvocato Biscotti, noi non cerchiamo chi siano i colpevoli, ma alcuni processi furono condizionati e adesso meritano di essere rivisti, rifatti.
A proposito di giustizia, sempre sul Quotidiano Nazionale, la strage di Piazza della Loggia 50 anni fa a Brescia, ancora senza giustizia, il processo schiacciato dai ritardi, la sentenza andrà oltre il 2025. Casi Zorzi e Toffaloni, verità lontana, inascoltato l'appello di Mattarella, scrive il Quotidiano Nazionale. Mancano ancora i magistrati, ma i familiari delle vittime domandano perché non mandano i rinforzi? Ci faremo sentire. C'è l'intervista a Claudio Scajola sul secolo XIX di cui vi dicevo prima. Soltanto con Bucci si può vincere e l'ho convinto io a correre, dice Claudio Scajola, sindaco di Imperia. Il Totonomi è stato poco edificante, dovevamo uscirne. Ora potremo attirare anche gli amministratori locali vicini alla sinistra. Il candidato civico Bucci è la miglior soluzione. Intercetta i voti di persone, anche quelle che non si riconoscono nel centro-destra. Racconta Marco Menduni, Claudio Scajola. Con Marco Bucci ci siamo sentiti spesso, più volte, ho dato il mio piccolo contributo a eliminare le sue resistenze. Insomma, dietro il via libera al sindaco Bucci c'è anche lui, l'ex ministro Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, che ha tessuto la tela con esperienza politica. E lui a raccontare cos'è accaduto nelle ultime ore, prima dell'ok, quando fa arrivare a Roma il messaggio che Bucci si è convinto che si può fare, che c'è una quasi accettazione. La presidente Meloni l'ha ritenuta subito un'ottima idea, spiega Claudio Scajola, e di fronte alle contrarietà espresse da Bucci è riuscita a convincerlo. Lasciamo il secolo XIX di Genova. Salvini vede le partite IVA, scrive invece Il Tempo di Roma, e lancia l'obiettivo flat tax a 100.000 euro. 90.000 quest'anno, 100.000 l'anno prossimo. Dice l'ex ministro Brunetta, presidente del CNEL, le darei una laurea in economia aziendale a Salvini. Serve un fisco amico capace di recuperare qualcosa senza mettere sul lastrico coloro che lavorano, ha detto il segretario della Lega Salvini. L'esercito delle partite IVA, 4.700.000 italiani, ha deciso di contarsi per provare a contare un po' di più. Ieri si sono riuniti sotto il coordinamento del Centro Studi Autonomi e Partite IVA, presieduto dall'ex senatore di Forza Italia Eugenio Filograna al CNEL, in casa di Renato Brunetta, che li ha accolti da figlio di venditore ambulante e partita IVA. La presentazione dei dati ha fatto da sfondo a un confronto tra il vicepresidente del Consiglio, il ministro Matteo Salvini, e decine di rappresentanti di autonomi e partite IVA di ogni parte d'Italia. Flat tax a 90.000 euro quest'anno, 100.000 il prossimo, dice e promette Matteo Salvini. Vi segnalo poi, andiamo veloci verso la conclusione, tra poco ci sarà il Liberamente di Giovanni Sallusti e poi appunto il Bamba della settimana con Vittorio Feltri, a seguire poi una lunga chiacchierata del professor Alberto Bagnai sui temi di attualità dalle 10 alle 10:30, che farà anche da qui Parlamento. E intanto però dalla Gazzetta del Mezzogiorno, primissimo piano sulla violenza all'ospedale di Foggia, al Policlinico. Più vigilanza, più polizia. Un vertice in prefettura stabilisce i primi provvedimenti dopo le aggressioni. È operativo un protocollo per consentire ai medici di avvisare tempestivamente la sala operativa delle forze di polizia. Sulla violenza negli ospedali anche il ministro della Salute Schillaci vedrà i sindacati. A Foggia se la son vista brutta tanti medici. La provincia di Como invece si sofferma sulla questione della variante Tremezzina. C'è un gran casino, manifestazione promossa per il 21 dal sindaco di Griante, Pietro Ortelli, che entro domani, scrive il quotidiano comasco, formalizzerà la data dell'incontro per organizzare la manifestazione di protesta del 21 settembre davanti al portale nord della Ca' Bianca, il vero vulnus del cantiere della variante della Tremezzina, molto attesa sul lago di Como. Questo dopo che il sindaco ha inviato una lettera annunciando la mobilitazione a 17 sindaci e al presidente dell'amministrazione provinciale, Bongiasca. Non dico no a una partecipazione. È bene però che ci si incontri. Se emergerà la presenza dei sindaci, sarò anch'io al fianco del sindaco Griante. Avere solo 2 o 3 sindaci non avrebbe senso, dice Davide Gandola, sindaco di Colonno, il comune in cui è ubicato il portale sud della variante Tremezzina. Analogo
Discorso per il sindaco di Sala Comacina, un no fermo circa la presenza dal sindaco invece di Menaggio. Non ci sarò. Protesta per la variante. Tornando invece a Repubblica, vi segnalo il reportage di Giulia D'Aleo e Viola Giannoli tra i ragazzi che vivono lo ius scholae in classe. Italiani lo siamo già, ma con meno diritti. Litis Galilei di Roma. Uno studente su 5 ha documenti stranieri, anche se nato e cresciuto qui. Assurdo, dicono gli studenti, dover aspettare per un pezzo di carta. E sempre dalla Repubblica, in cronaca di Bari, Puglia, morti sospette, medici senza titoli, la clinica del deputato leghista Angelucci sotto inchiesta. E guerra sul centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, affidato 24 anni fa, senza gara, alla Fondazione San Raffaele del deputato della Lega Antonio Angelucci. Raffaele Fitto era governatore quando fu concessa nel 2004 la prima proroga per 10 anni. Il 30 maggio il presidente della regione Puglia Emiliano ha approvato una legge per far tornare pubblica la struttura, ma il governo l'ha impugnata. Era considerata la clinica dei miracoli, scrive Repubblica. I paraplegici potevano tornare a camminare con un microchip. Ora il centro di riabilitazione di Ceglie Messapica Brindisi è un teatro di morti da chiarire e uno dei più virulenti scontri fra la Puglia del governatore Emiliano e la famiglia Angelucci, padroni della sanità privata con aderenze nel centrodestra, generosi sponsor in passato dell'attuale ministro del Sud Raffaele Fitto, commissario in pectore dell'Unione Europea. Una guerra, scrive Repubblica, nella quale la regione tenta di difendere la sanità pubblica, ma trova un freno nel governo che sta bloccando i suoi atti. Un conflitto che sta andando oltre i confini istituzionali e sfocia in un'indagine della Procura. Sul tavolo della Procura di Brindisi sono arrivate infatti le carte inviate dai dirigenti del Dipartimento Regionale Salute dopo che si è diffusa la notizia di 4 morti sospette nell'ultima settimana all'interno della struttura, gestita da 24 anni dal gruppo San Raffaele, di proprietà di Antonio Angelucci, riconfermato deputato della Lega alle ultime elezioni. L'assegnazione in sperimentazione gestionale avvenne nel 2000, poco prima dell'elezione a presidente della regione di Raffaele Fitto. Dal 2000 per il centro di Ceglie non ci sono state gare, ma solo proroghe, racconta la Repubblica. La Repubblica poi va a cena nel bistrò dove servono carne coltivata. È un aiuto al pianeta. Siamo a Singapore con Francesca Santolini. Lo chef Jeff Yu è l'unico al mondo che la cucina, la carne coltivata. È ancora troppo cara, dice, ma presto sarà per tutti e così si possono salvare gli animali. La carne coltivata si ottiene a partire da cellule animali, prelevate in modo indolore e fatte proliferare in un bioreattore, una sorta di incubatrice. Le cellule vengono alimentate con gli stessi nutrienti di cui si nutrirebbe l'animale, cioè aminoacidi, grassi e vitamine, e poi vengono lasciate crescere. Gli aspetti positivi: il prodotto finale non contiene ormoni, né antibiotici, né ossa. C'è in gioco il benessere degli animali, ma anche quello degli umani. Questa carne non ha né grassi saturi né colesterolo. Richiede moltissima energia per essere prodotta, quindi è anche molto costosa, ma si sta lavorando per renderla accessibile a tutti, scrive Repubblica. In cronaca di nuovo di Bari di Repubblica va segnalato un servizio d'apertura di Benedetta De Falco sulla scuola, triplicati i disabili, boom del disagio psichico, emergenza in tutta la provincia di Bari. È triplicato il numero di studenti disabili nella provincia di Bari in 4 anni soltanto, mentre diminuiscono gli alunni a causa della denatalità. È il volto della scuola che cambia, scrive Repubblica. Dalla Repubblica in dorso palermitano, invece, vi segnalo un bellissimo racconto scritto da Gaetano Savatteri sulla Sicilia che si spopola, che si svuota. Un viaggio nell'isola di chi lotta contro l'emigrazione. Siamo a Caltabellotta, dove il marketing territoriale di giovani e stranieri cerca di ripopolare olio, case vacanze, lavoro agile, la sfida impossibile della restanza. Ma servono aiuti, scrive Repubblica. Il racconto è comunque molto molto bello, così come è efficace assai il pezzo sempre su Palermo di Claudia Brunetto, il crack, la terribile droga che irrompe nelle strade del centro storico di Palermo. E ora abbiamo paura, dicono
esercenti e commercianti, e la denuncia è del gestore di un pub in via La Lumia, a 2 passi dal Politeama. La polizia, al tempo della sparatoria venivano, ora non c'è più controllo. Ogni sera c'è una rissa, ho assistito ad accoltellamenti, il declino della zona inarrestabile. Il crack, la droga, trasforma giovani e meno giovani in zombie, li rende criminali, rubano tutto ciò che possono rivendere in pieno centro a Palermo. C'è un'altra storiaccia invece su Repubblica in dorso torinese che ricorda il film di Clint Eastwood, The Mule. Per sfuggire agli usurai, un pensionato si improvvisa corriere della droga, un 71enne di origini campane, trapiantato a Torino da anni. Sui sedili posteriori della sua auto gli hanno trovato 5 sacchi di Utah per un totale di 180 kg di hashish. 180 kg. Che fumate, ragazzi, che strafumate. Mentre ci salutiamo qui, buona prosecuzione di ascolto a tutti. Tra poco con voi il direttore responsabile Giovanni Sallusti per una coppiata Liberamente e poi il Bamba della settimana. Alberto Bagnai, qui Parlamento, large version, smart extension, non so come si dice, tutte queste robe in inglese che non vogliono dire niente, e poi alle 10:30 e qualcosa, perfettamente calato nei suoi panni in studio, Antonino Danna con una quantità di ospiti e di approfondimenti sui temi dell'attualità. Vi pare poco? Beh, insomma, se vi pare poco, affari vostri. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Giusto? Troppo giusto! Esatto.